Esatto, dobbiamo cominciare la terapia di gruppo. Siamo pronti, siamo prontissimi sempre. Tutti pronti? Allora, lo so, leggo qualcuno che sta mogio, che è Edoardo, ma è normale stare mogi, perché poi anche chi lo fa a testa alta, non lo so se usciamo a testa alta onestamente. Di solito il Napoli fa così, fa la grande prestazione, qualche decisione arbitrale, un po' di sfortuna e usciamo a testa alta. Questa volta onestamente io mi sento di dire superiorità netta del Barcellona. Poi torniamo indietro a quando al sorteggio non era il Barcellona. Il Barcellona è forte pure senza mezza squadra e avevano mezza squadra fuori, dobbiamo ricordarlo, ma sono molto più forti di noi, nonché abituati a certe partite, nonché insomma sono 5 volte campioni d'Europa, non scherziamo. Poi ci aggiungi anche che non è che quelli che stavano giocando hanno vinto 5 volte la Champions League, ci sono anche dei ragazzini di 17 anni che fanno la loro figura perché c'è una mentalità, perché crescono dalla cantera in un certo modo, vengono portati avanti con un'idea culturale, calcistica diversa e vabbè. Poi possiamo parlare ovviamente di tutta una serie di decisioni e di prestazioni individuali. Lungi da me prendermela con i singoli così, però il momento spartiacque è quel colpo di testa di Lindstrom che va a 2 centimetri e lì, perché là c'era ancora equilibrio di risultato, andavi sul 2-2, però con i secconi, ma vabbè. Osimhen nullo, Osimhen proprio il fuorigioco, proprio non, secondo me hanno fatto un lavoro l'anno scorso su Osimhen pazzesco sul fuorigioco. Spalletti lo martellava e lo martellava in capo. Ricordatevi bene che Spalletti non stava mai zitto, parli troppo Gattuso. Spalletti non stava, viveva la partita, Spalletti giocava con noi e richiamava Osimhen continuamente a rientrare, a fare i movimenti. Se non lo fai, Osimhen va in fuorigioco costantemente ed è uno dei suoi limiti più grandi. Gliel'abbiamo detto da quante volte, glielo dobbiamo dire. Che sei più veloce, parti molto più dietro, 5 volte più dietro e ci arrivi lo stesso, purtroppo. Non bene. Un buon Napoli, Daniele, buon Napoli, boh. Buono, Napoli medio, buono. Sì, abbiamo avuto, cioè non abbiamo preso l'imbarcata, ecco, non ci siamo disuniti perché poteva essere una tragedia dopo il 2-0, dopo pochi minuti, si poteva veramente andare sotto malamente e invece siamo stati abbastanza concentrati nel non uscire dalla partita e abbiamo anche fatto quell'accorcio, però poi sono usciti i limiti onesti che questa squadra ha, onestamente. Grazie mille, dove sta? Ti voglio bene anche io, Dani, assolutamente. Qualcuno mi scriveva bella intervista, la volevo prendere perché è uno... Vabbè, non fa niente. Grazie per chi, mi pare fosse Antonio, per chi ha visto l'intervista. È una cosa, è un format, è un'idea che voglio anche riportare sul canale, sempre però centellinate, scelte per bene, perché non è che poi si chiama sempre la stessa gente. A testa alta, esatto. Allora, sul rigore di Osimhen ovviamente se ne può parlare, ma questa partita l'abbiamo persa ieri, Se poi dobbiamo parlare di cose arbitrali,
che esistono, non pensiamo che non esistano e non pensiamo che a dare sempre addosso a tutte le istituzioni, alla UEFA, alla FIFA, alla Lega, alla Federazione, a quelli, a quegli altri e alle televisioni, a quella l'ultima cosa, no, con Mediaset parliamo perché voi siete professionali, basta, è diventata una barzelletta che non fa ridere, insopportabile. E il rigore su Osimhen per me è netto, cioè io non lo vedo che tocca il pallone, tocca solo il piede e se non era in fuorigioco, attenzione a questo, che se poi fosse stato in fuorigioco tu dovevi controllare, davi il fuorigioco, no, invece hanno dato l'angolo, quindi come se l'avesse toccato il ragazzino il pallone e niente da fare, rigore netto non dato, vabbè sbagliamo pure quello, ovviamente questo non significa, esatto, con i rigori non significa niente, basta De Laurentiis, non il mio presidente, ma non è inevitabile che la gente, anche quelli più moderati, più prudenti nei giudizi, noi qua non siamo quelli là, non siamo gli A16, non siamo mai stati quelli là e mai lo saremo, perché mai lo saremo, però si è superato il limite, mi sa che si è superato il limite e sono onestamente preoccupato e non è una cosa possibile e mi dispiace anche, questo ci tengo a dirlo, se mi ascolta Lombardo, se mi ascolta Valentina, ci tengo a dirlo, mi dispiace per il presidente perché lo stanno usando, visto che è arrivato in una condizione che, aspetta Alberto, buonasera, vorrei chiedere al mister cosa si aspettava da Lindstrom, perché ha scelto lui e non Raspadori, che nelle ultime stava facendo bene sulla destra, Barcellona poi decisamente superiore, rigore netto, ma lasciamo perdere, e lo dice Alberto che è ex arbitro, quindi mi aiuti a dire Alberto, e siamo d'accordissimo. Voglio riprendere il discorso del presidente, perché adesso mi sa che poi tutti quelli che sono i media, che non sono io, che voglio bene al Napoli, ci sta una bella fetta di chi racconta il calcio che non vuole bene al Napoli e quelli là ne approfittano e tu hai prestato il fianco ancora una volta a una serie di polemiche strumentali. Francesco, aspetta, stanno arrivando a raffica, ma adesso vi rispondo tutti, grazie. Volevo dire questa cosa che ci tengo moltissimo De Laurentiis. Adesso lo state usando e lui si è esposto e si fa usare perché sanno che lui comunque appena vede un microfono corre e va a parlare e quindi gli chiedono di Sarri per fargli dire una cosa, tu devi dire non lo so, non ci riguarda, sono cose che riguardano la Lazio e tu dici Sarri il perdente, non ti devi dimettere. Signori, lo state usando in questo momento, quindi mi riferisco alla famiglia, se i collaboratori che lavorano col per il presidente, con il presidente, non sono in grado di farsi sentire, di dare un consiglio, di farsi ascoltare. È solo la famiglia che può intervenire. Edoardo, Valentina, Luigi che ascolta da lontano, anche se non fa parte della società, la moglie, un consiglio familiare. Papà, fai un passettino indietro, fai un pochino di silenzio per un paio di settimane perché si montano polemiche e si abbassa il valore del brand, stiamo diventando ridicoli nel mondo, non vendiamo magliette. Attenzione, perché poi il Napoli non finisce questa stagione, bisogna ricominciare, bisogna avere appeal per nuovi allenatori, per nuovi giocatori. È un giocatore che non conosce tutte le dinamiche all'estero, vede la scena che quello sta parlando Politano e il presidente lo prende come i bambini dell'asilo, ci pensa due volte prima di venire. Qualcuno verrà sempre, ma ci saranno delle situazioni dove se io ho due possibilità, mi gioco una mia carta da un'altra parte. Quindi lo dico con tenerezza e volendo bene al Napoli e anche alla famiglia De Laurentiis. Intervenite, ve lo dico con tutta la calma di questo mondo, non ho mai insultato nessuno e non comincerò adesso, perché sennò faccio la fine sua. Intervenite perché lo stanno usando ed è un peccato e adesso si vede una persona che viene utilizzata per essere poi derisa e deridono anche noi perché noi siamo quelli rappresentati da lui e non mi sta bene, non è giusto. Un abbraccio a Davide.
Un abbraccione a Davide e rispondo a Luigi, che ringrazio sempre. Dai cambi, Napoli sparito. Secondo tempo abbiamo pressato bene e alti per 30 minuti, ma allora perché non mette Ostigard visto che la buttavano alla viva il parroco? Ostigard non cambia nulla in questa partita, anzi, visto che avevi un po' più tu la palla, caro Luigi, nel secondo tempo, Ostigard molto molto bravo di testa, il migliore probabilmente che abbiamo, ma non bravissimo in impostazione. Di Rachmani devo sottolineare che un paio di sventagliate verso Kvara libero sulla sinistra sono arrivate insomma in porto, quindi Rachmani bene, anche segnato. Juan Jesus bene, onestamente benino, bene, insomma quello che volete voi, ma non disastroso. Disastrosi sono stati a turno Olivera e quell'altro, insomma, e Mario Rui, perché hanno sofferto tantissimo la male, onestamente, di Lorenzo, e quindi questa è la condizione. E Alberto, a proposito di brand, 2 settimane in Georgia non ho visto una maglia del Napoli. Questo vuol dire che dopo l'inizio perché si stanno evidentemente preparando. Ragazzi, questo è normale, questo c'è da aspettarselo, perché come i tifosi messicani sono legati al Napoli solo se c'è Lozano, e se non lo tratti nemmeno benissimo è chiaro che anzi si riversano sui social contro di te. Idem i nigeriani per Osimhen, idem i georgiani per Kvara, si legano al loro idolo e non si legano al Napoli, ma questo è evidente, c'era da aspettarselo. Ancora dichiarazioni su Kvara che poi commenteremo più in là col tempo. Ringrazio anche Francesco. 3-1, 4-2, 3-1, la storia si ripete, il calcio è così. E non c'è dubbio, Francesco, è sempre così. Il Napoli tira fuori qualcosina, ma poi soccombe sotto i colpi di chi ha più esperienza, più tecnica, più bravura. Serviva un miracolo, ragazzi, parliamoci chiaro, doveva essere un miracolo. I miracoli avvengono una volta ogni tanto, non avvengono sempre, e in una stagione disastrata come questa è ancora più difficile avere dei miracoli. La Madonna del Carmine ci pensa lei, ma non sempre è a nostra disposizione. E ringrazio anche Enrico Giannone. Nel frattempo li state lasciando i like, chiedo, perché sennò bevo. Forse in questo momento la partita è la cosa che mi preoccupa meno, ed è una considerazione, amico mio, forza Napoli, sempre, ed è una considerazione profonda, quello che dici, perché giustamente questa è una partita dentro fuori, fai il miracolo, ti entusiasmi e poi ci pensi. È un risultato che non mi sconvolge, ed hai ragione secondo me a pensare al futuro, perché non era questa la partita in cui tu potevi salvare una stagione, potevi renderla brillante, meno amara, però hai ragione, è la preoccupazione del futuro, se non cambiano certe dinamiche, che ci farà parlare a lungo quest'estate. Ringrazio anche Claudia, sempre. Ci resta solo il ricorso FIFA, abbasso il 2024, che non è un grande anno calcistico. Onestamente spero che non si faccia un'altra brutta figura, spero che non si faccia un'altra brutta figura, perché non mi sembra proprio il caso. Sì, adesso riusciranno le cose con tutte le possibili attenuanti e le logiche che sono anche condivisibili. Si sa prima di fare un ricorso se ci sono i presupposti o no, quindi non facciamo brutte figure ulteriori. Preferisco uno adattato che continuare con Anghissà. Daniele caro, io sono d'accordo con te. Anghissà idem, nel primo tempo svolazzava. Domani mattina vedrete la reaction e poi ci sarà l'analisi tattica. Nel primo tempo ha svolazzato a tutto campo, l'ho visto quasi finire regista lui, perché Lobotka andava a chiudere e si trovava mezzala da tutte e due le parti. Maluccio sia lui che Traoré nel primo tempo. Nel secondo tempo sono cresciuti entrambi, però anche nel secondo tempo Anghissà qualcosa la lascia per strada, e purtroppo è una domanda che ci dobbiamo fare, perché quando mi si dice ma questa squadra comunque è forte, tu devi ragionare sulle prestazioni overperformate dell'anno scorso, e queste qua fai una media,
e ragiona su quanto effettivamente è forte questa squadra o se ci sono dei limiti che possono essere migliorati con un mercato decente, perché se Anghissà non ha un sostituto e magari torna in forma Cajuste e lo vediamo, ma non è che ci ha fatto vedere grandi cose Cajuste, Den Donker può fare solo il centrale, la può fare la mezzala, domande che vanno fatte a Calzona che si trova in questa situazione, ma domande legittime per chi pensa anche al futuro. E ringrazio anche Guido Pelù. Mario aveva preso le distanze su Yamal e sono abbastanza d'accordo. Nel primo tempo Mario Rui doveva essere ammonito, gli era scappato, lì ci ha graziato l'arbitro, poi l'arbitro ha fatto la partita onestamente abbastanza pro Barcellona, ma senza andare nel dettaglio, gli aveva fatto anche prendere un giallo a Yamal e quando poi c'era da creare, se pensi a quel cross che mette sulla testa di Di Lorenzo, un'altra occasione clamorosa, lì c'è la qualità. Poi Oliveira entra non benissimo perché subito si fa ammonire e lo perde in continuazione, anche lui, però ovviamente questo è anche una caratteristica del Barcellona di quest'anno, sono più vulnerabili quando li attacchi e anche Oliveira crea un paio di situazioni, il cross per Lindstrom è di Oliveira e poi prende pure una traversa, quindi questo è la situazione. Ma Simeone purtroppo quando c'è Osimhen, per Simeone non c'è spazio. E questa è una cosa che si può chiedere a Calzona, perché poi uno si entusiasma perché rivede delle idee di gioco e siamo d'accordo, ma vuoi vedere che è più simile a Sarri e meno simile a Spalletti? Perché alla fine sembra che questi 5 cambi non li utilizzi quasi mai, sia restio a fare i cambi fino all'ultimo. Questa è la seconda volta che che fa il quarto cambio oltre il 90esimo, che non cambia nulla e non lo capisco. Non ti viene mai l'idea di aggiungere una seconda punta vicino Osimhen, perché poi entra Raspadori, fa più la mezzala che la sottopunta, cosa che va chiesta a Calzona onestamente. In realtà lui ci ha già quasi risposto, dice non voglio aggiungere confusione, questa squadra ha bisogno di certezze e ci siamo, ma non ti chiediamo di partire con Simeone e Osimhen dall'inizio, semplicemente nei momenti finali, nel forcing, se stai sotto e devi fare gol per forza, non è che tu hai mantenuto un equilibrio, non hanno fatto più azioni, ce le hanno fatte e io ho scritto più volte Meret, puoi giocartela una carta con la doppia punta per capire se lasci un pochino meno solo Osimhen e nella lotta generale. Spalletti ci aveva insegnato è meglio il 2 contro 2 che l'1 contro 1, è meglio il 3 contro 3, è lì che si creano un po' di presupposti. Purtroppo questo è. Caro Francesco da Miami Azzurra, secondo te ADL sta a sentire la famiglia? Non lo so, non credo, però arriva un momento in cui noi non lo sappiamo, perché probabilmente magari con i figli lui ha comunque un'influenza e una personalità troppo forte, non lo so se però la moglie si rende conto al di là delle cose sportive, perché qua di sport non c'è più nulla, c'è il perdere la testa, il diventare violenti e non è il caso, e lì probabilmente anche la signora Jacqueline, che non si è mai interessata del calcio nello specifico, non l'abbiamo mai sentita parlare, come è giusto che sia, magari gli può dire una parola da marito, cioè da moglie a marito, gli dice calmati un pochino perché stai esagerando, e secondo me potrebbe anche ascoltare, non lo so, è una speranza la mia più che una certezza. Allora amici bellini, stanno volando i messaggi, ditemi un attimo i like per una questione mia di abitudine, onestamente. Plot twist, è tutto fatto apposta per far sì che nessuno venga a Napoli e si giochi con Gaetano e Foloruscio. Profit! Potrebbe anche andare a finire così, perché Jonsi, c'è da ricordare che per le liste un Gaetano, uno Zerbino, un Foloruscio va a finire che ti servono, quindi è più che una possibilità. Attenzione! Poi se veramente avevo offerto 10 milioni a testa, qualcuno ha detto, ma io ci credo zero. 10 milioni a testa, mi dite 10 milioni per 25, perché poi non lo so,
Dai solamente a quelli che hanno giocato. Facciamo che li ha dati solo a quelli che hanno giocato. Li dava, li avrebbe dati. Febbricitante, non si dice febbricità, si dice febbrile. Vabbè. È vero, lo so. 10 milioni per 16, per 14 giocatori. Quanto fa? Fate voi il calcolo, perché io, oltre a non essere bravo in italiano, sotto l'aspetto lessico, come diceva quello, non sono bravo in matematica, quindi non lo so. Allora, vola tutto e cerco di recuperare. Prima di tutto Nicola, grazie, sempre presente, grazie presidente. Ora la Juve va al mondiale e vive. Questa è un'altra cosa che io dicevo e non lo so se mi avete sentito nei video precedenti, che io, colpa mia che li faccio troppo lunghi, dovrei fare gli short. Questa è una cosa che nessuno sta dicendo. Short. Tu non devi andare al mondiale solamente per guadagnare questi 100 milioni, ma anche per non farli guadagnare a loro, che si organizzano e che se hanno delle problematiche perché non possono spendere, adesso li fai anche spendere perché potranno spendere, e hai aggiunto un competitor serio per te che vuoi tornare a fare i quarti posti e le cose. Ecco perché. Quanto è importante? Molto importante. Grazie Nicola. Grazie Sasso, Roberto. ADL carica il pre con narrativa sbagliata e crisi di nervi ridicola. Carica il pre-partita, certo. Il mondiale FIFA non motiva i ragazzi, lottare per la città e vincere per noi, quello sì. Sì, ma non serviva questo nervosismo. Non aiuta? No. Influisce? Non lo so. Potrebbe anche non influire nulla. Il Barcellona è semplicemente più forte e quindi con o senza queste manfrine non si poteva fare di più. Aiuta? No. Aiuta? Sono sicuro di no. E un abbraccio a Max, sempre, perché questo è un regalo, perché potrebbe... attenzione, lo verremo a sapere. Scrivetemi in privato a tutti i nuovi abbonati e vi inserisco nel gruppo Telegram dedicato agli abbonati. Ancora Luigi, possiamo dire che ha giocato solo Lobo? Sì. Kvara no, deve essere più preciso, cambi e azzeccati. Ostigard a posto di Anghissà. Tu dici... non ce lo vedo fare la mezzala. Se lo metti magari centrale a centrocampo per fare la lotta, Ostigard potrebbe anche funzionare. Mezzala serve tutta una serie di toccare il pallone in un certo modo, essere dinamici, quindi non ce lo vedo, ma capisco quello che dici. Siamo agli esperimenti pur di non vedere giocatori che attaccano e staccano. Ha un senso sotto questo punto di vista. E per quanto riguarda Lobotka, sentirete domani nella reaction, ho detto è commovente. Lobotka è veramente commovente, perché a un certo punto da solo metteva una pezza a destra e a sinistra, la recuperava, la rifaceva ripartire, faceva la giravolta, prendeva fallo, spendeva un fallo. Commovente Lobotka. Tutti gli altri hanno fatto delle cose così e così, alcune cose buone, alcune cose non ottime, onestamente. E quello che mi convince di più di tutti quanti è Lobotka. Politano anche ci è andato vicino, ma purtroppo i limiti sono usciti tutti. Alex, grazie anche a te. L'ultima gioia ci è stata negata e spero che questa stagione serva a capire che bisogna avere una società seria e soprattutto ADL silenzio, che poi non fa bene quando parlo in continuazione. E c'è qualcuno che mi diceva: io ti preferisco quando tu parli di calcio perché mi piace come analizzi il calcio, poi quando parli di ADL. E io sono anche d'accordo con voi, non dovete essere d'accordo per forza con me. Io faccio dei ragionamenti che a volte saltano 2 o 3 passaggi e arrivo direttamente a una conclusione mia che potrebbe essere sbagliata, ma la mia richiesta è non parlare più. Se tu non parli più, io non faccio video su ADL. Quanti video su ADL abbiamo fatto l'anno scorso? Molti di meno. E sono costretto, perché tu non mi fai parlare all'allenatore, non mi vieti le interviste, non mi puoi permettere il prepartita
con la conferenza prendi sempre il microfono tu, automaticamente io che parlo del Napoli sono costretto a parlare di quello che hai detto tu, anche perché poi influisce in un modo o nell'altro su quello che è il futuro della squadra. Se ADL decide di mettere nel cassetto il microfono, noi parliamo solo di calcio, esce qualche video in meno, quindi io dovrei ringraziarlo ADL, invece no, io gli chiedo proprio fammi fare un video in meno e non parla. Tutti gli altri presidenti staccano solo gli assegni, delegano sulle decisioni, quindi non è neanche colpa sua, delega, stacchi gli assegni, qualche assegno non lo stacchi, quando devi vendere un giocatore vendilo e nessuno ti dice niente perché capiamo e apprezziamo anche la gestione economica. Io addirittura ti ho detto vendi Osimhen e fai lo stadio con quei soldi, mi va bene anche Raspadori Simeone, con che dire terza punta, che devo fare più? Non c'è proprio niente più da fare. E tant'è. Buonasera Fabio. Non mi è piaciuta la scelta di reinserire nuovamente Lindstrom a destra, avrei messo Raspadori. È una scelta sorprendente onestamente, perché Raspadori sulla destra, come dicevano anche gli altri amici bellini, aveva anche funzionato abbastanza bene, non lo so, sono intuizioni, magari l'ha visto molto bene in rifinitura, ha visto Raspadori un po' più scarico, avevi un'idea, probabilmente anche la scelta di Mario Rui all'inizio e poi mettere Oliveira per crescere di fisicità nel secondo tempo poteva essere un'idea, e nell'idea c'era Lindstrom a destra, magari già con l'idea di mettere Raspadori sotto punta da lì avevi, ho capito, vedi, ecco perché io devo fare la live, perché non dico stupidaggini e voi mi ispirate. Signori, che avevamo a centrocampo? Nessuno. Ecco, Raspadori doveva entrare al posto di Traoré, che non ha 90 minuti perché lo sappiamo che non li ha, è l'unico con le caratteristiche un po' più simili che può essere adattato a mezzala, che finisce sotto punta come mezzala più offensiva, è Raspadori, quindi non te lo puoi giocare come alla destra e hai pensato di mettere Lindstrom là. Questa è la risposta, Calzona ce la dirà o no, sono convintissimo che ha ragionato così, perché Cajuste è anche appena ritornato, non hai Zielinski, non hai Dendon. Questa è la risposta tattica, l'idea che intuisco e che non lo so, ma credo che sia proprio così. Poi si può chiedere a Calzone, ma non poteva entrare prima a destra, vedere come funzionava e poi togli Traoré e sposti Lindstrom o provare Lindstrom trequartista? Certo, certo che si poteva provare, ma evidentemente gli allenatori devono fare una scelta. Penso che dovete lasciare like su questa cosa, perché è un'intuizione che poi qualcuno se la dirà, sono sicurissimo. Pure Juan Jesus è commovente per quelli che sono i suoi evidenti limiti dall'anima, senza dubbio dall'anima, e si prende un giallo, spende un giallo per fermare un contropiede pericoloso, fa quello che può e l'ha fatto anche benino anche questa volta, anche il modo veemente e veloce con cui avanza palla al piede e cerca di portarsi dietro degli avversari, io ho visto la fretta di risolvere e anche di tentare di scambiare con un po' più di velocità, cosa che non vedo in Anghissà per esempio. Anghissà prende la palla, aspetta, mi giro un attimo, poi da Juan Jesus ho visto invece tutto questo, con tutti i limiti ragazzi, perché lungi da me dire che Juan Jesus può essere un titolare inamovibile di una squadra con lo scudetto addosso che sta giocando la Champions League, ha i suoi limiti, alla sua età altrimenti non stava senza contratto quando l'abbiamo preso, capiamoci ovviamente. Stanno ritornando i fazzoletti regalati 50 milioni alla Juve. Sì, i fazzoletti ovviamente lo sapete di cosa si tratta, cioè ripartenza dal basso con diversi rischi, e qui avevo detto anche in reaction, lo sentirete domani, che secondo me Meret è leggermente, lo dico sottovoce perché sennò non voglio diventare virale per i motivi sbagliati. Meret è migliorato con i piedi, molto più calmo, molto più preciso e anche un po' più coraggioso con i piedi. Attenzione, l'ho detta, siate in disaccordo con me, tutto a posto. Io sto notando che la smista con un po' più di consapevolezza, poi quando sta in grande difficoltà la deve buttare via, ma io l'ho visto migliorato. Guardiamoci nell'anima, non lo so, le uscite, tutto quello che volete voi,
qualche parata l'ha fatta, qualcuna no, però l'ho detto. Io mi devo prendere le mie responsabilità, assolutamente. Rocco, grazie mille, anche te. Dubito ADL comprenderà il disastro di questa stagione, stasera ci avevo creduto, non so su che basi razionali, stagione terribile ma non si molla, bravo che non si molla, perché non si molla, perché finché io sto qua dovete starci anche voi e ci saremo sempre, anche se io tengo il che fare. Il vero tifoso del Napoli non è che tifa quando si vince, si tifa quando si soffre, quando si fa anche la terapia di gruppo collettivo. Però sì, non è questione di basi razionali lì. Là tu pensi una volta ti deve andare, no? Che il pronostico ti va contro e tu fai la partita della vita e ti va tutto bene. Perché poi sai di avere dei giocatori con talento che hanno dei colpi, quel tiro di Kvara che finisce a 1 centimetro. Osimhen lo sai che a un certo punto ti può scappare e se parte 2 centimetri più dietro... sta tu per tu col portiere molto spesso, sappiamo di avere dei colpi capaci di far male a qualsiasi squadra, però deve andare proprio tutto bene e non sempre va tutto bene, anzi di solito non va quando affronti squadre più forti. E ringrazio anche Domenico, siete generosissimi ragazzi oggi, e vi voglio un bene dell'anima. A metà secondo tempo, centrocampo stanco, vero, mi medesimo in Calzona che girandosi in panchina non aveva un Lozano o uno Zielinski, mercato sbagliato. Ora sì, tu hai ragione Domenico, al di là di Zielinski che ha tutto questo background oramai di situazione di contratto che nessuno lo vuole vedere più, è chiaro che dovevi fare una scelta, sono capitate anche una serie di cose. Hai scelto Traoré che però già dovevi sapere che non poteva avere il 90 minuti sempre. Ti è venuto meno un Caiuste, però qua il Caiuste quanto ti poteva dare anche in questa partita? Lo sappiamo che non era un centrocampo alle convocazioni, lo abbiamo visto, questo centrocampo, e loro non avevano De Jong, non avevano Gavi, non avevano Pedri, però hai sempre Gundogan, hai sempre quell'altro, Lopez, hai sempre... Quindi troppo un dislivello, e mi rendo conto che un Lozano che noi abbiamo accompagnato all'aeroporto con grande facilità, onestamente su quella fascia ti faceva comodo, ti faceva comodo perché l'alternanza lì con Politano funzionava alla grande. Calzona, facciamo il contesto. Di fronte alle moviole di Cesari, non capisco perché va a questi livelli commetta questi errori. Sta parlando Calzona o poteva, è già conferenza o interviste? Fatemi sapere. Attenzione perché il VAR ha valutato il fuorigioco, perciò non può richiamare il rigore. Non si può consigliare il fuorigioco, per cui si continua con la precisione precedente. Sì, siamo nei cavilli. Ecco, il VAR ha valutato il fuorigioco, quindi non c'era, o ha valutato che era fuorigioco? Perché se hai valutato che era fuorigioco dovevi chiamare il fuorigioco e non dovevi dare il calcio d'angolo. Se c'è fuorigioco non puoi richiamare per il rigore perché si annulla, l'azione finisce, non si può consigliare il fuorigioco, per cui si continua con la decisione sbagliata, onestamente, quella dell'angolo anche, perché non c'era. Però se l'hai visto, ecco, sul VAR, il VAR non può intervenire se l'arbitro vede un tocco calcio d'angolo che non è calcio d'angolo, lì non si è mai fatto. Tore, bello, male di Lorenzo, Olivera male ma poi migliora, Mario Rui ha faticato contro il Baby che potrebbe non l'ho letta sta cosa, lo sai. Osimhen male, costante fuorigioco, Kvara ci ha provato Lobo top, Anghissà tacca e stacca, sì, nel riepilogo delle prestazioni individuali mi trovo perfettamente, e l'ho letta questa cosa del Baby che la Mini Yamal stanno indagando, potrebbe avere 20 anni e non 16, in realtà dal viso sembra proprio Baby onestamente, però superato una certa età i più giovani non lo sanno, ma superati i 27-28 tutti ti sembrano, quelli più giovani di te ti sembrano che abbiano la stessa età, no? Almeno io non riesco a distinguere bene, però rispetto a gente di 20 anni che sembra già adulta, vedi, non lo so,
non lo so, i giocatori crescono più in fretta. Questo qua sembra proprio baby. Tra 16 e 20 c'è una bella differenza, perché poi si quadruplica il valore del ragazzo, ovviamente 4 anni in più di carriera, già pronto a questi livelli, però sarà sfizioso vedere se è vero o no. Il VAR non può chiamare fuori gioco, ma poteva valutare tutta l'azione del contrasto, segnalare che c'era offside. A proposito di Baby, Osi non ha toccato, esatto, sì, quello è un altro mismatch che Osimhen ha perso, che un po' per colpa sua, per questi fuorigioco, ma come si chiama? Comincia con la C, non me lo ricordo. Caspita, che personalità, 17 anni, senza paura, entrava in scivolata, testa alta, senza buttare via il pallone. Come no, Davide? Ne ho 40 e me li porto anche bene, cioè, nel senso, non me li sento. Andrea, questa sera sono usciti tutti i limiti di alcuni calciatori, manovra troppo lenta e giochiamo sempre all'indietro senza avere troppo coraggio. Pensi si possa usare di più? Penso si debba usare di più, Andrea, senza dubbio, e l'ho sentito anche Calzona a un certo punto, si è sentito in telecronaca. Dipende da voi, la telecronaca inglese si prende delle pause diverse, no? Non parlano contemporaneamente, quindi io ho sentito un paio di volte Calzona dire non tornare indietro, vai sempre in avanti, e si riferiva ai centrali, quindi a Mario Rui, non solo ai centrali, alla difesa, quindi a Mario Rui, a Juan Jesus, quindi la voglia di giocare più in avanti. L'abbiamo fatto anche un po' troppo, però io là do colpa anche al centrocampo, abbiamo lanciato un po' troppo Osimhen, secondo me potevamo giocare di più a pallone. Abbiamo fatto un po' troppi lanci in avanti, un po' troppo frettolosi, secondo me. Non lo so se la pensate allo stesso modo, è un'idea. E ringrazio anche Luigi, generosissimo, veramente, non ho parole. Non capisco perché compagni e allenatore non fanno il fosso in testa a Zambo. Ostia al suo posto è una provocazione, ma l'ho capita. Ci vogliono più palle, leva anche Osico, Simeone, se è sempre in offside, vabbè. Prossimo anno varrà 3 soldi. Non lo so se quanto varranno, perché questo discorso del valore dei giocatori si può estendere su tutti quanti, perché fai una stagione sbagliata, non si possono chiedere quei soldi e non arrivano le offerte, non parte nessun'asta, tranne che per uno. C'è uno solo per cui si farà un'asta ed è questo qua. Attenzione, perché si scatenerà un'asta al 100% perché dimostra di, oltre a essere un fuoriclasse potenziale, di avere la testa a posto, di prendersi la squadra sulle spalle anche quando le cose non funzionano. I club se ne accorgono di queste cose, mentre uno Osimhen con tutte le sue problematiche probabilmente. Però dipende da quello che ti serve. Se ti serve una punta, probabilmente Osimhen ci punti, ma non lo so. Ripeto che i 130 milioni non lo so. E idem tutti gli altri. Simeone quanto vale adesso che non gioca mai, Anghissà quanto vale adesso, lo stesso Ostigard che se ne voleva andare. Quindi veramente, veramente diventa poi difficile anche fare mercato. Cesari, rigore net, 3 soldi, oh logo, 3 soldi. Babba mia, vi giuro che se il Napoli prende 3 soldi faccio una grossa difficoltà a continuare a tenere aperto il canale, oppure si diventa virale immediatamente perché diventerò proprio tranciante. Rigore netto, primo gol del Barcellona nato su una punizione per il Barcellona, fallo inventato, rosso sul Lobo. Ah, forse teneva un po' la gamba tesa Lobotka su quel fallo, sì, l'ho notato, quel fallo dove spinge, però poi si vede sul replay che gli prende anche la gamba. Insomma, complessivamente un arbitraggio scadente, si può dire, da tutte e due le parti, questo penso si possa dire. Ah, verrà 3 soldi, nel senso, no, varrà 3 soldi, verrà 3 soldi. Aiuto! Allora questa avevi detto, Luigi. Verrà 3 soldi, mamma mia, e allora volete veramente che io diventi virale. Tra l'altro, signori miei, nella mia, questo vi faccio una confidenza, ma voi lo sapete benissimo, io sono fissato con le simulazioni, è 1 anno e mezzo che sto raccogliendo il più possibile tutte le cose schifose del calcio che non mi piacciono, e sto cominciando a postarle anche sui social quando non mi buttano giù i video.
c'è un video che è esploso, è arrivato a 1 milione, se non è un glitch, ho superato 1 milione di views su Instagram, una cosa senza precedenti, che dovrebbe essere il video, se non l'avete visto andatevelo a vedere sul mio Instagram, c'è uno che praticamente mostra con l'arbitro davanti, stanno parlottando e fa vedere un calcio all'altezza del petto e l'avversario che riceve questo ma proprio lo tocca, nemmeno lo sfiora, lo guarda come a dire ma che fai? Ma senza, perché non ha subito niente, arriva il compagno che lo butta a terra, ti devi buttare a terra, ti sei fatto male, fai finta, e poi gli dà pure un calcio il compagno, è una cosa che non si può spiegare. Andatevelo a vedere. Arbitraggio pessimo, non posso accettarlo. Non puoi accettarlo agli ottavi di finale, amico mio. Cristiane, ci sei già dimenticato il grande intervento difensivo di Leao su Lozano, esaltato dalla Champions League, dai canali ufficiali della Champions come grande intervento difensivo, rigore netto che si vede benissimo, al punto che io feci la storia Champions League over fire e lo cancellarono. Bruttissima anche quella cosa là. Signori, quando il gioco si fa duro i più potenti continuano a giocare, non ci stupiamo che tu non lo puoi accettare, ma devi avere una storia, non dico per non essere come si dice, per non essere già trovato il termine, perché sennò dico febbricitante un'altra volta, per non essere penalizzato, ma almeno per avere un trattamento logico di parità. No, ragazzi, non è così. Era Sembis, e allora vedi. Questo a dimostrazione che io nemmeno li conosco quali sono gli arbitri, cioè io non mi fisso su quello che un nome mi piace, un altro arbitro non mi piace, è proprio un sistema che funziona così, e tu bistrattati anche andava bene, però volevo dire proprio penalizzati. Grazie Valentino. 10 milioni di bonus alla squadra in caso di vittoria oggi. Avevo letto anche ad ognuno di loro, il che non è possibile, però va bene. Pensa di avere a che fare con le promette regali in caso di miracoli invece di fare in modo che non sia un miracolo ma programmazione. Fabio, hai ragione, e anche questa è una cosa ridicola, insomma. I premi, come se poi i premi ti debbano far giocare meglio, è come se poi non metti i premi, che fai? Non giocano. Questa è una partita che loro giocano anche per loro stessi, mica giocano per De Laurentiis. Si può dire che la giocano per noi tifosi, ma è una partita di Champions contro il Barcellona, la giocano per loro stessi, si entra nella storia, si guadagnano più soldi, sono piccole imprese i giocatori, non c'è bisogno di dare un bonus se la porti a casa. Queste partite, come ci hanno detto, si preparano da sole, si motivano da soli, ma non c'è proprio tu. Calzona Sky, niente, ha parlato senza che nessuno lo prendesse per il cavattino e lo portasse via. Meno male che ci sei tu, grazie RC. Esatto, cubarsi. Oggi ci ha fatto perdere 4-5 occasioni buone in fuorigioco, JJ altri 2-3 interventi ottimi, altrimenti erano 5 e non 3 i gol. Che ci prendiamo da questa partita? PS, ma che piede tiene? Infatti forte, oltre alla personalità, impostava anche bene, altro giovane promettentissimo. E che ci prendiamo? Ci prendiamo lo bot, e forse Meret che ha fatto delle parate non difficili probabilmente, però è rimasto in partita e le ha fatte le sue parate, alcune anche non male. Che altro ti vuoi prendere? Poco altro. Devi prenderti anche quello che non è stato buono, cioè Lindstrom, il capire che certi giocatori non possono farle tutte. Signori, Di Lorenzo è esausto, non ce la fa più, non si è sovrapposto mai, anche con Politano, e di solito lo fa. Chiediamo a Calzona se non gli ha chiesto di stare più dietro, può essere, ma Di Lorenzo ti creava sempre la superiorità numerica, oggi non l'ha fatto mai, allora voglio pensare che sia in debito anche lui. E quindi, signori, Mazzocchi non gioca se Di Lorenzo non si fa male o non viene squalificato. Il Napoli deve crescere in tutti i suoi effettivi, compresa la panchina.
una delle cose che ci è piaciuta l'anno scorso è che se tu non hai Osimhen e hai Simeone, rispetto a un Petagna sei cresciuto in panchina, non hai Politano, hai Lozano, non hai, puoi mettere Raspadori da qualche parte, avevi un Elmas da poter utilizzare in tutte le zone del centrocampo e in attacco, e hai deciso di fare fuori Elmas anche insieme agli altri, e avevi un Juan Jesus che è un difensore di un certo livello medio buono e lo tenevi come quarta scelta avendo Kim davanti, e invece quindi si prendesse la sua responsabilità De Laurentiis. E dico De Laurentiis, non dico Meluso, perché Meluso non lo sa, è venuto dopo tutti gli altri. Se la prendesse De Laurentiis e se la prendesse anche un po' Garcia, perché probabilmente Garcia doveva dire al presidente: signori, ma che stai facendo? Perché se tu vuoi essere ambizioso, dove andiamo con questi qua? Ovviamente non sappiamo se gliel'ha detto, può essere anche che gliel'abbia detto tra le righe, e quindi poi questo porta De Laurentiis a sbottare, eccetera eccetera. Ma mi sembra evidente che la squadra non sia migliorata rispetto all'anno scorso, anzi è stata smantellata anche nel mercato di gennaio, che De Laurentiis aveva sbandierato per essere il mercato dove recuperiamo il tempo perduto. Ha già visto che hai recuperato. Non ci siamo proprio, e vediamo cosa succede in futuro. Ringrazio Daniele, gli avrei messo Ngonge al posto di Poli e Lindstrom per Traoré e Simeone per Osi, non avrei tolto Mario Rui. Capisco tutto Daniele. Lindstrom al posto di Traoré, sì, se poi vuoi passare a due a centrocampo con uno sotto punta, si possono alternare con Kvar, funzionerebbe soprattutto se stai attaccando. Ci sta, e anche Simeone per Osimhen onestamente ci sta. Se Osimhen non sta in partita, non è la sua partita, è chiaro che tu Osimhen lo tieni sempre in campo perché ti può cacciare dal cilindro. Ecco perché io Simeone lo metterei a fianco ad Osimhen, perché te la può risolvere da un momento all'altro. Non avrei tolto Mario Rui, lo capisco. Però Ngonge appena rientrato da problemi fisici molto noiosi, quindi è logico che non avesse tanti minuti. Che me lo fai entrare al 92esimo, onestamente mi cambia poco. Arocchia Rit Canasser Nara Fat Biscott. Mo tu Valentino richiami questo film che è uno dei miei preferiti. Perché? Perché in quale contesto? E tu chi si? Scartilofist o Scatuz? Nicola, sempre. Infantino festeggia la qualificazione della Juve, scudetto meno difeso della storia. Adesso il Napoli lo può allenare ancora chiunque? Direi di no, caro Nicola, e spero che se ne sia accorto il presidente che non lo può allenare chiunque. Poi gli allenatori si possono sbagliare. Tu hai sbagliato Garcia, c'erano dei presupposti che non hanno funzionato, si possono sbagliare. Quello che non puoi sbagliare è la scelta di rinunciare a dei collaboratori, rinunciare a un direttore, rinunciare a un'organizzazione che, quando le cose non cominciano a non andare bene, possono tenere un pochino le redini di una situazione che è stato un effetto domino e siamo andati a scatafascio. Quindi io, prima di parlare del prossimo allenatore, io vorrei sapere se De Laurentiis vuole prendere un direttore sportivo oppure continuare con Meluso, il quale è una figura assolutamente neutra. Nessuno ce l'ha con Meluso, figuriamo, ma è una figura neutra. Fermati, hai ragione. Dove sta? Hai ragione Fabio, chiedo venia. Lovely, messaggi di lavoro, e hai ragione, anche i vocali, sto perdendo la voce. Grande Portugal, dopo ti aggiungo vocali. Credo che siamo al Peppino di Palma. Eppure sta pratica l'abbiamo chiusa. Che dobbiamo fare? Sono molto amareggiato, però alla fine questi siamo ad oggi. Quindi pazienza e speriamo che finisca questa stagione il prima possibile.
Amici bellini, buonasera. Che dire, doveva essere un'impresa, l'impresa non è stata purtroppo. Rammarico è tanto perché io credo che molto sia dovuto dallo sfogo, dall'ennesima sceneggiata del presidente, che quelle cose io credo e sono fermamente convinto rimangano nella testa dei giocatori i primi 15-20 minuti assolutamente nulli in campo. Per il resto ci eravamo sistemati, la potevamo recuperare, ma Valerio, chiedo anche il tuo aiuto. I cambi, Olivera e Lindstrom hanno totalmente regalato il centrocampo al Barcellona e Yamal ha cominciato a fare quello che voleva sulla fascia destra. Però mi raccomando, i problemi del Napoli sono Mario Rui e Meret. Mi raccomando, amici bellini, continuiamo a dare addosso a Mario Rui e Meret. E niente, Valerio, a me dispiace perché abbiamo regalato il centrocampo con Romeo in campo che non giocherebbe neanche nel Copenaghen. Vorrei un tuo parere. Allora, arrivo subito a Fabio, Raffaele, Francesco. I like, ragazzi, dai, per favore, scherziamo. Sì, non mi hanno, ne stavamo già parlando prima che ascoltassi questo vocale, che tra l'altro è di quasi mezz'oretta fa, quindi chiedo perdono agli amici abbonati. Fa bene Fabio a ricordarmeli. Sì, abbiamo un po' concesso poi nel secondo tempo e loro potevano anche sfruttare le ripartenze, perché noi abbiamo provato nel secondo tempo, secondo me, a farla noi la partita, perché stavamo sotto, però senza grande precisione, e ci ripartivano in faccia con grande velocità e grande precisione tecnica. Questa poi è la differenza grande quando vedi la partita con la Juve, la partita col Torino, altre partite dove sì, c'è un certo equilibrio, l'attacco momentum alla fine si può anche, è anche a favore del Napoli in alcune cose, però poi vedi avversari che non riescono a incidere. Invece se fai incidere, se lasci troppo spazio a questi qua, ti fanno del male. E quello che dici tu è giusto, cioè se noi individuiamo sempre in uno solo, no? Il problema è Mario Rui, il problema è Meret, il problema è Juan Jesus, il problema è Anghissà, il problema è... siamo in errore a prescindere, perché prima o poi questi faranno una partita buona e noi siamo con quella cosa. Aspetta, ma non avevo detto che il problema era quello? Allora non era quello il problema è generale, quando poi non si riesce a confermare nella continuità certe partite. Quella che è la realtà di questa stagione è questa, è che noi ci dobbiamo aggrappare a vampate di calore, a momenti dove le cose funzionano e grandi anche occasioni individuali che il talento dei giocatori creeranno, ma poco altro, perché si è spenta la luce e riaccendere tutti gli interruttori è difficile. Quindi bisogna resettare, bisogna mettere un punto a questa stagione serio e fare una riflessione un pochino su tutti. Si faccia una riflessione su tutti, perché sono tanti i limiti dimostrati. È una cosa, è un Napoli che si mette prima in classifica e non se ne esce più, e un altro è un Napoli che arranca e che deve rincorrere, che deve lottare punto a punto con certe squadre, e lì abbiamo la peggio, onestamente. Sarri dimesso, ti piacerebbe un suo ritorno? No, assolutamente no. Servono idee nuove. Sarri è un allenatore che ha fatto la sua storia, perché dobbiamo rovinare anche la memoria di quanto abbiamo fatto buono con Sarri? Facciamo il Mazzarri bis. Sarri è ovvio che non è Mazzarri, Sarri è ovvio che è un allenatore più evoluto, ma il calcio è cambiato. Non abbiamo visto il Napoli di Sarri né con il Chelsea, né con la Juve, né con la Lazio, quindi non rivoglio Sarri, non voglio un altro che a livello di comunicazione ritorniamo a scuse, pretesti e parolacce. No, voglio alzarlo il livello, se è possibile, con qualcuno nuovo, un'idea nuova. Non voglio più minestrine riscaldate, non ce la faccio più. Esatto, questa è un'altra verità. Abbiamo perso perché Vincenzone o Talisman non poteva essere allo stadio. Tra l'altro anche cose brutte, gente residente a Barcellona, gli hanno annullato i biglietti, brutta storia. Yes Global, spero che se ti sto leggendo, sei d'accordo che nel calcio di oggi gli allenatori dovrebbero andare via sempre più spesso, cioè non parcheggiare come tanti anni fa? Io in realtà ti dico la verità, a me piacerebbe, se tu individui un allenatore in cui credi,
tu gli devi far fare 3 anni. Cioè, a me piace l'idea del triennio come un anno dove cominci a conoscere città, ambiente, giornalisti, società, conosci dentro e fuori. Il secondo anno per aggiustare quello che si può aggiustare e un terzo anno per fare meglio. Non sempre questa è l'ordine delle cose. Per esempio Spalletti in 2 anni ha capito subito, ha sistemato quello che doveva sistemare, una serie di congiunzioni ci hanno anche aiutato e ha funzionato subito. Però il cambiare, andare via più spesso, secondo me non hai programmazione e diventa confusionario. Cioè tu compri dei giocatori che vanno bene per un allenatore, ne arriva un altro che ha un'altra idea. Quest'anno è proprio l'esempio, più ne cambi e peggio è. Quindi non sono convintissimo di cambiarli troppo spesso. Arsenal ai quarti sui rigori ed è così che va. Credo in Calzona, ma amico mio, sì, a me è piaciuto. Io ho sempre questo dubbio, vuoi vedere che Calzona ci piace assai, perché quello che abbiamo visto prima di lui era troppo poco. Questo dubbio ce l'ho. Calzona è un uomo di campo, è un uomo che ha idee, è un allenatore serio, mi sembra un allenatore serio anche quando lo sento parlare, però non sappiamo quanto sia poi decisivo e possa far overperformare. Anche lui è alla prima occasione importante della sua carriera e arriva abbastanza tardi. Sicuramente sarà affamato e sarà bravo, non lo so se però è quello che serve al Napoli. Serve sicuramente un allenatore che abbia idee e che studi. Mi chiedevano gli XG, mi chiedevano gli ZG, gli XG, e fatemi vedere se sono usciti. Expected goal, Barcellona 2,64, Napoli 1,31 secondo SofaScore, quindi ci hanno surclassato, ma non c'era bisogno nemmeno di dire, perché Meret ha fatto un sacco di parate. Totale tiri loro 10 in porta, 24 totali, noi 14 tiri totali, 4 in porta. Possesso palla parità, 51 noi, 49 loro. E corner loro 7-2, i falli noi 16 loro 7. Insomma, volevo vedere le palle lunghe, se ci sono le palle lunghe, passaggi, palla lunga. Il Napoli 29, hanno fatto più palle lunghe loro, perché noi non ne abbiamo fatte proprio tante, non ne abbiamo fatte tantissime. Questo è. Come vedi le dimissioni di Sarri? Per me pochi hanno il coraggio e gli attributi di dimettersi, vedi Garcia e Mazzarri. Chi lo ha? Sto leggendo assai questa cosa. Bravo, ma Sarri che si è dimesso così. Ma quelli che invece attaccano Spalletti, che fondamentalmente anche lui si è dimesso. Perché? Perché ognuno poi ha le motivazioni sue. Ma Sarri probabilmente si è dimesso perché ha visto che la squadra non lo seguiva più. A fine stagione però c'avevi ancora un anno di contratto, però evidentemente hai visto che sei stanco, non ti seguono più, eccetera eccetera. Va benissimo, bello, dimettersi è sempre bello, perché dimostra dignità. L'avevo chiesto anche a Mazzarri, l'avevo chiesto fortemente a Garcia, però quando lo fa Spalletti per tutte altre serie di motivazioni, cioè che comunque non si sente in grado di replicare quello che di buono aveva fatto, Spalletti è colpa sua perché se n'è andato. E allora ecco che il commento di De Laurentiis su Sarri ha un senso, perché dice non ci si dimette da perdenti, perché lui lo ricollega a Spalletti. Comunque a me fa abbastanza piacere quando uno rinuncia alla sua posizione. Sarri secondo me già c'ha una promessa panchina, una Fiorentina che magari si libererà di Italiano, e probabilmente Sarri finirà dove che la sua vera squadra, dove tifi il Napoli. Lui diceva che tifava il Napoli, ma in realtà non è così. Anghissà non è da Napoli, secondo me, guarda, DG, io ti dico che Anghissà è proprio da Napoli, perché se Anghissà avesse performato come l'inizio della sua carriera, perché anche l'anno scorso faceva attacca e stacca, però oramai eravamo troppo forti,
se Anghissà avesse performato come l'impatto che ha avuto a Napoli, Anghissà non era da Napoli perché sarebbe stato da Real Madrid, da Barcellona, da Manchester City. Anghissà è proprio da Napoli perché ha grandissimo talento, grandissimi mezzi fisici e tecnici, ma non li mette in campo per 90 minuti ed ecco che diventa un giocatore da Napoli, perché il Napoli è così, capace di grandi exploit e di grandi errori alle volte banali. È proprio da Napoli, secondo me. Nella stagione disastrosa del 2020 vedevo più speranze per il proseguo, invece adesso non lo so, non vedo vie d'uscita se si continua così, soprattutto quello che sta facendo ADL. Però non si molla e non si molla assolutamente, amico mio. Rispetto all'anno scorso i cambi non danno la certezza, la speranza che si possa ribaltare il risultato, ed è vero. Sbilanciati, pronostica il mercato del Napoli della prossima stagione in difesa, a centrocampo e in attacco. E che Danilo, infatti devo dare una risposta alla Paolo del genio. Mica c'ho la palla di vetro. Devo sapere chi viene come allenatore, devo sapere se arriva un direttore sportivo o se il mercato lo deve fare di nuovo ADL. Devo sapere se il Napoli riesce ad andare almeno in Conference League, se quindi abbiamo... Perché se il Napoli non va in Coppa, anche se secondo me con la Conference loro la snobberanno e quindi non faranno una squadra che deve fare le 3 competizioni, se ne fregheranno altamente, ma ci sarà probabilmente una situazione dove dice vabbè, possiamo arrangiare con quelli che abbiamo, non è che dobbiamo ancora valutare. Ecco, quello che ti posso dire per sbilanciarmi: verrà confermato Nathan, verrà confermato Lindstrom e verrà confermato Cajuste, perché si dirà vanno valutati con un nuovo allenatore, perché Garcia tremendo, Mazzarri inadeguato e Calzona non ha avuto tempo, vanno valutati. Il primo anno di Leao, vi ricordate? Il primo anno di Thiago Silva. Quindi questi qua verranno confermati. Ti posso dire che probabilmente Ostigard non rimarrà, si impunterà e vorrà andare via. Ti posso dire che verranno confermati quelli di Giuffredi, perché Mario Rui, Di Lorenzo, Raspadori, tutti quelli che hanno avuto Politano, che hanno avuto il rinnovo di contratto, non se ne vanno da nessuna parte, anche perché non hanno mercato. Forse Raspadori sì, Raspadori però non è di Giuffredi. E questo è quanto. Poi a centrocampo, occhio ai ritorni di Gaetano e Foloruscio, perché per le liste sono importanti. Caprile probabilmente in porta. In attacco chissà se Khedira torna e te lo tieni. Tutto ciò mi sono sbilanciato abbastanza, più di questo non ti posso dire. I like, datemi un attimo i like, non leggo più niente. È una bella domanda questo. Non lo so chi li caccia i soldi per... Un Osi in palla poteva andare a nozze, sì, però purtroppo era troppo... Miami azzurro, brava giornata. Purtroppo troppo frettoloso Osi. Quelli sì, però vanno visti, Carlo, vanno visti Foloruscio e Capri. E io cito sempre quelli che sono i padroni di certe idee, di certe considerazioni. Ancora una volta devo citare Paolo. Io non cito Paolo Del Genio solo perché sono fissato con Paolo Del Genio, sono cresciuto con Paolo Del Genio, senza dubbio. Ma se gli altri dicono tutte stronzate e lui dice cose intelligenti, io devo citare sempre solo Paolo Del Genio. Foloruscio e anche Gaetano stanno giocando attaccanti, stanno giocando sotto punta, sono trequartisti, sono giocatori di attacco. Li mettiamo sotto punta a Foloruscio, perché poi se no gli devi far fare la mezzala. Foloruscio si è adattato a fare un po' di tutto nel Verona quest'anno. Gaetano abbiamo visto che dà il meglio di sé quando è un po' più libero di creare, di finalizzare, di tirare in porta. Attenzione, anche con un po' di bicarbonato, attenzione, perché questi qua tornano, li devi inquadrare. The Bobby. No, I'm thinking. Oh, okay. The Bobby. Do I have your permission to give this lady? I haven't been checking the freaking Bandzoogle, and there's people who want quotes. There's a lady who has a similar guest count and a similar type venue. Can I just give her the same quote? 100%. Scusate, perché io ho la piccola, non è la piccola fiammiferaia, è la piccola azienda che deve andare avanti. Thanks, Bobby. Absolutely. Onestamente, se devo prendere Caprile mi tengo Meret. E non lo so, Caprile
si dice un gran bene. Ho visto 0 di Caprile, quindi non lo posso giudicare. Ci sono delle parate molto belle, sembra che abbia personalità, che parli molto. Idem va visto poi all'interno, perché la maglia del Napoli c'ha un peso, la maglia dell'Empoli ce n'è un altro. A volte va bene, a volte non va bene. Quindi vediamo. Non la capisce, ma che vuoi capire, amico mio? Bisogna viverla la situazione. I gatti sui tetti, ma che ci sono? I gatti sui tetti. Fabio Versailles. Ciao Valerio, diciamo subito che va rivista perché c'era rigore su Osimhen, lo stanno dicendo tutti, ma vabbè, non ci attacchiamo a queste cose. Anzi, mi voglio attaccare a un'altra cosa. Il Barcellona sul 2-1 ha rallentato, ma hanno comunque avuto azioni per fare il 3-1. Non l'hanno fatto. Lindstrom si è mangiato il 2-2, quel cessone. Lo Zan è scarso, va venduto, abbiamo preso un fenomeno. Fai il 2-2 e poi vediamo come va avanti la partita. Di Lorenzo proprio pessimo, non ho capito il cambio Olivera, Mario Rui, perché Mario Rui stava dando superiorità. Cavara si è acceso nel finale, Osi non pervenuto, Anchissa pure, e domenica c'è l'Inter. E domenica c'è l'Inter, hai ragione, perché uno non ci pensa, però ci siamo stancati tantissimo e l'acido lattico non si recupera quando perdi, purtroppo, anzi, secondo me queste fatiche le senti e le senti pesanti. Raffaele. Scusatemi lo sfogo, però secondo me analizzare la partita nel dettaglio sarebbe superfluo adesso. Mi limito a dire solo una cosa: della partita tattica, secondo me è stato molto bravo Xavi a preparare Gundogan, che nei primi 20-25 minuti, quando loro ci hanno fatto male, ha portato a spasso Lobotka per tutto il campo e loro ci hanno imbucato dietro le spalle del centrocampo, dove mancava proprio la presenza di Lobotka che andava a spasso con Gundogan. Per il resto Lindstrom non si può mangiare quel gol, cioè quella è un'occasione da 0,60 0,65 di XG, da solo davanti alla porta, senza pressione di testa, non puoi sbagliare quel gol. È un gol che non si può mangiare, là gira dalla qualificazione. È un peccato, perché il Napoli secondo me ha fatto anche una partita discreta. Hai ragione Raffaele, e meno male che non volevi fare l'analisi, hai fatto un'analisi secondo me precisissima. Gundogan è stato una chiave e Xavi sicuramente l'ha preparata bene, o no? Guido Gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare Salman Rushdie. Ok. Guarda, è molto difficile analizzare la partita cioè la partita di stasera, non in quanto partita singola, in quanto situazione, perché chiaramente se si ragiona di pancia o si seguono i luoghi comuni, i ristoranti, le cose, quella usciamo a testa alta, insomma non si vede con chiarezza la situazione. Chiaramente la singola partita certifica, credo, una delle stagioni più fallimentari che neanche la mente più perversa poteva immaginare, perché proprio certifica tutti i fallimenti possibili e immaginabili. Ovviamente qua quelli che non ci conoscono, gli sfattisti o quelli nelle trasmissioni Saetel eccetera, considera che è una partita che certifica un mercato sbagliato in estate e in inverno. Senza dubbio. Ripetuto, perché a questo punto è il terzo allenatore, tra l'altro un allenatore su cui non si può dire nulla, non perché sia un genio, ma lui veramente poi è chiamato, per tutte le ragioni che sappiamo, ci vede definitivamente, ma io ve l'avevo detto a inizio stagione, perché ragazzi la matematica, anzi questa è basilare aritmetica, cioè manco è somme proprio le tabelline 1 più 1, 1 diviso 2, cioè siamo proprio a livelli elementari. Non puoi fare salti mortali, eccetera. Comunque certifica che Napoli non farà il mondiale per club, siccome è una variabile che prima non ne avevamo nelle altre stagioni, quindi non sai il mondiale per club a livello economico, a livello attrattivo e tutto quanto a livello anche di potere politico quanto incide, però possiamo immaginare, e diciamo è saggio immaginare, quantomeno insomma non è imprudente immaginare, che partecipare porti più benefici a livello economico, a livello di immagine, a livello di esperienza, a livello di tutte le cose, che non parteciparvi. Penso di sì, o no?
Sì, l'unica incognita è la preparazione, visto quello è un fa. fatto, Quella è l'unica incognita. È un fatto fisico, diciamo, di usura, cioè, assolutamente, anche quella è una variabile da considerare. Stiamo vedendo solo la prima variabile. La rincorsa disperata per questo punto, vedi, stai elemosimando il quinto posto, quando qualche settimana fa colleghi dicevano ma in fondo siamo a 3 punti, siamo a 3 punti dall'Inter, poi chiedete scusa, eccetera. Giocatori, tutte le ragioni impossibili e immaginabili. Io vorrei guardarle invece da un piano più saggio e generale. Servono dei gradini intermezzi nello sport, ragazzi, e li devi fare. Quindi se da un punto di vista societario, sportivo, tecnico della squadra si percepisce l'importanza di dover passare da questi gradini intermedi, anche purtroppo bevendo sconfitte cocenti, umilianti, ingiuste, per il rotto della cuffia, ci sono varie sfumature di sconfitte, si possono fare dei passi avanti. Quindi senza soffermarmi sul singolo, no? Ho detto, lì sono sbagliato, ma la sfumatura tra i giocatori che sono terzi nella classifica all time dei marcatori in Champions League, ragazzi, non è una sfumatura, anche se a fine carriera. Quindi per me sarebbe importante, per gli amici Bellini e gli amici Bellini, poi ciascuno si diverte con quello che ha e segue chi vuole seguire, capire l'importanza che purtroppo per noi questa era una tappa intermedia, non era la partita della vita, l'impresa, eccetera. Purtroppo vi faccio subito, vi do dei numeri. Da quando De Laurentiis è presidente del Napoli, solo considerando le partite di UEFA Champions League, il Napoli ne ha giocate 64, ne ha vinte 30, meno del 50%, e tranne la stagione eccezionale, e per me continua a essere una stagione eccezionale con la pecca della Coppa Italia dell'anno scorso, dove Spalletti è riuscito a farci vincere 7 partite, noi abbiamo vinto 3 partite con una stagione disastrosa 2018-2019 2. Quindi quella è la dimensione del Napoli, Valerio. Ne abbiamo vinte 30, pareggiate 15 e perse 19, 112 gol fatti, 83 subiti, compresi i preliminari della Infausti del Bilbao, eccetera. O si capisce, andate a vedere, cioè, solo in 3 stagioni il Barcellona fa 60 partite, un altro po', non in 3, per dire. Vi rendete conto? L'attitudine, l'ha detto bene De Zerbi, a giocare certe partite non la costruisci in un giorno, serve giocando tante partite. E tu le giochi cercando di vincere, non con quella mentalità dobbiamo uscire dalle coppe, perché quelle tante uscite dalle coppe, casomai una partita in più, un pareggio in più, una sconfitta in più, oggi ti trovavi una vittoria in più invece che una sconfitta in più. La qualità tecnica, sarà stato il Barcellona più debole, come sempre hanno detto i Soloni della storia del Barcellona, la difficoltà del campo. Mi faceva ridere questa cosa. C'è un film che si chiama, sembra, Colpo vincente, con Gene Hackman. Quando sentivo colleghi dire questa cosa, poi sembra che uno è invidioso, ma io tutto potrò essere nella vita, ma mai invidioso fin da piccolo. Pensavo alla battuta di Gene Hackman, quando Gene Hackman è un allenatore, cioè fallito, che si trova a allenare una squadra, diciamo, di giovanile, di coach, di un paesino sconosciuto, e piano piano questi, nonostante le difficoltà, le rivalità, le problematiche, anche budget risibili, addirittura prende come secondo allenatore il padre di uno di questi, che è un ubriacone interpretato da uno straordinario Dennis Hopper, compianto purtroppo. Insomma, arrivano fino alla finale, e la sera prima della finale vanno a fare il sopralluogo in questo palazzetto dello sport enorme. Ecco, qualcuno dice è grandissimo, e lui, per dar forza ai giocatori, dice: puoi prendere il metro, sì, misura la distanza dal tiro libero al cerchio, e dice quella misura l'altezza sempre 3,05 m, e quindi li rassicura, cioè quello è sempre a pallone, si deve giocare, possono essere 5 metri in più, 5 metri in meno il campo, e abbiamo scoperto che il San Paolo è più lungo, 110 metri l'erba del San Paolo, però si è fatta questa narrativa, il Barcellona, e siccome non gioca al Camp Nou è un vantaggio per il Napoli,
chiacchiere, perché poi i giocatori, se sanno stoppare la palla meglio rispetto ai nostri, la sanno passare meglio, quella precisione dei campi gioco, sono chiacchiere, allora la gente può seguire quello che vuole. Purtroppo è una tappa intermedia di un percorso lungo, perché noi siamo ancora, non dico una Cenerentola, ma siamo a metà. Poi se si cita sempre il Chelsea di maggio se avesse segnato, ma sono specchietti per gli allodoli e per gli allocchi che seguono determinate persone. Specchietti per gli allocoli. Gli allocchi, scusa, per una volta mi sbilancio. Qui la sconfitta è cocente, è pesante da un punto di vista economico, tra l'altro sono 0 euro, perché è avvenuta nei tempi regolamentari, 0 punti di ranking UEFA, 0 market pool, certifica la fine del... Per me non c'è mai stato il sogno, quindi anche se Garcia avesse fatto quel pareggio che poi invece era una vittoria, avevi un punto in più ma non facevi il mondiale, però si è crocifisso Garcia, gli anni dove uscivamo dalle coppe, partita dai due volti, l'abbiamo visto, il Napoli ha sofferto molto la pressione iniziale del Barcellona, qualche uscita di troppo, poi ha trovato non solo coraggio e qualità, ha fatto un gol bellissimo, poi cioè, si è stato un po' un incontro a box e fa capire anche la debolezza societaria del Napoli e anche l'attitudine di nuovo a giocare queste partite. Vediamo prima la seconda, c'è stato un momento dove il Barcellona era già nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo e prima della metà del secondo tempo, in evidente difficoltà. Mi ha ricordato la Juve dei grandi tempi dove ha vinto negli ultimi anni tutto. E come fanno i pugili, no? Ha legato. Hai visto qualche giocatore che si è buttato un po' a terra, qualche cosa fisica, cioè ha spezzettato e ha fatto rifiatare i suoi e ha tolto la concentrazione ai nostri. Qualche fallo non fischiato, c'era lo stesso fallo, no? Da loro fischiato anche noi, diciamo un rigorino, un dubbio, cioè, però vedi quell'arbitraggio casalingo e quell'attitudine a capire il momento di difficoltà della tua squadra e il momento dove l'altra squadra, l'avversario, può incidere e ti aiuti con le armi che hai, anche dell'esperienza. E poi ha terminato in crescendo. Purtroppo noi non dovevamo tenercela vicino all'area perché abbiamo visto che aveva delle pecche e lacune in difesa, però ragazzi, questi quando fanno triangolazioni 1-2 di prima arrivano in porta, sempre quella è l'attitudine. Apro una parentesi per dire che poi puoi andare ai ristoranti tutte le volte che vuoi, perché poi costa anche tanto segnarsi tutte le cose. Noi abbiamo avuto 3 allenatori quest'anno, una stagione disastrosa dove abbiamo già superato i 50 gol subiti, il Napoli in campionato, quindi stiamo prendendo una stagione in campionato buona o media, brutta. Il Napoli ha fatto 278 falli in campionato, è l'ultima, Valerio, come l'anno scorso, e era a testa col Sassuolo che insomma sta andando malissimo, 281, cioè la Juve ne ha 344, cioè 12,3 di media contro i 9,9. Questo per dirti che il famoso non è il DNA, un'attitudine. Anche un allenatore non cambia determinate impostazioni e qualità di una squadra facilmente. Puoi costruire una mentalità, dare la visione tangibile di raggiungere un obiettivo, dove è stato bravissimo Spalletti. Lo faccio allora, Kvara che sbaglia di pochi centimetri è un percorso che il ragazzo deve fare per diventare un campione, però intanto ci ha provato, l'ha fatto, ci è riuscito, no? È riuscito a tirare contro Barcellona e ha sfiorato di poco secondo me, se noi vediamo questa partita e veramente diventa, per chi può incidere, la base per costruire un percorso nei tempi più brevi possibili, con tutte le difficoltà del caso, perché noi vedremo Inter e Juve farci ciao perché anche economicamente avranno un vantaggio tra Champions League e il campionato del mondo notevole rispetto a noi. Il futuro è duro, ma non dico roseo, ma fattibile. Se noi inciampiamo nella solita retorica, usciamo a testa alta, non è successo niente, come si chiama, la sfortuna, il rigore, come si chiama, non capiamo che nello sport servono i mattoni, la calce e serve fare un percorso. È chiaro che tempo in campionato non ce n'è e con questo mondiale del club temo che come premere il pulsante velocità prima del videoregistratore o il DVD, insomma quello che vuoi lì. Questa secondo me è la percezione. Riguardo al presidente, perché so che me lo chiederà, io temo che sia un po' nervoso, io credo che lui
sapeva che insomma comunque c'erano poche speranze per passare il turno e diventa tutto più difficile. Considera che per me sarà molto difficile vedere via Osimhen a 130, anche perché una società sa che il Napoli è costretto a venderlo, Valerio. Perché 10 milioni non glieli puoi dare, è normale. E col cavolo grandi operazioni, cioè al coltello dalla parte del manico, e noi abbiamo visto quanto a volte è stato difficile cedere i giocatori e quanto era stato bravo Giuntoli e si è sottovalutato. Noi quest'anno il mercato del Napoli è disastroso perché non è partito nessuno, non era ottimo perché non è partito nessuno, come ve l'hanno rigiato, perché non siamo riusciti a cedere nessuno, manco Demme, che non meritava questo trattamento indecoroso, perché far partire Koulibaly, Fabian Ruiz, cioè, Fabian Ruiz aveva ancora credo 1 anno e mezzo di contratto, però sono comunque colpi importanti, ti puntellano, no? Noi applaudiamo per Elmas, che è un giocatore giovanissimo, va bene, però troppo poco, cioè, è stato un mercato molto ingessato, molto statico, con le entrate che per ora tra Nathan, Lindstrom e Cajuste per ora, non stiamo dicendo che sono brocchi, non stiamo usando quell'espressione che sentiamo troppo spesso, non sono da Napoli, però possiamo dire con calcistica e statistica serenità, a prova di smentita di numeri, che per ora non hanno apportato quel plusvalore tecnico e qualitativo, non dico che ci si aspettava, ma che comunque avremmo gradito e avrebbe aiutato la squadra. Questo lo possiamo dire senza possibilità di smentita, no? Quindi sconfitta cocente, molto, perché può indirizzare le stagioni future. Se però la si percepisce che Napoli deve fare il suo percorso e deve iniziare a farlo questo suo percorso, non lasciando per strada le occasioni, qua si esce, qua non si gioca, anche il 0-4 col Frosinone, a parte l'umiliazione perché la peggiore sconfitta della storia del Napoli in Coppa Italia, uguagliato un 0-4 con la Lazio, però noi ricordiamo solo Mazzarri il 3-1 con Chelsea, peggior risultato anche in Coppa, 0-3 col Victoria Pilsen, quindi comunque Mazzarri ha 2 record storici negativi della storia del calcio Napoli, perché se uno deve citare tutto, deve citare le 2 vittorie del Bari con gli ultimi 2 in classifica, però poi dire sono gli ultimi 2, poi cosa farà dopo il Bari? Pareggia, perde, pareggia. Non si può citare solo quello che ti fa convenienza, che ti conviene. Quindi è importante cambiare rotta. Il problema è che questa rotta la devono cambiare gli uomini giusti e per ora l'uomo giusto è solo un uomo solo al comando e questa è una preoccupazione perché De Laurentiis ha bisogno, ma non perché lo dice un cretino come me, lo dicono centinaia di esempi di sport, non solo il calcio, cioè i veri leader hanno staff vincenti, hanno la capacità di saper gestire il gruppo, altrimenti vedi anche un giocatore di uno sport singolo come il tennis, Sinner, ormai ha uno staff a sua disposizione, di 2 allenatori. Non stiamo al calcio di Herrera, cioè quei grandi maestri Rocco o di Vinicio. Siamo in un'epoca moderna dove già è un calcio finanziario, parentesi, dove spesso è anche difficile capire chi sono i proprietari delle società, chiusa parentesi, però sono cambiate tante cose. L'Arsenal è passato ai rigori, per adesso Guido Gentile c'ha 23 su 23 agli Oscar e 6 su 6 come pronostici indovinati per la UEFA Champions League. Te lo dico, per me il risultato in bilico era quello. Fermati, cioè proprio sei andato sopra, sotto, di lato, cioè proprio bevo. Cioè, improvvisamente la deviazione Jimmy Kimber. Bevo. Buonasera, sono appena entrato in chat. Un tuo parere sul capitano di stasera? Vuole andare via da Napoli? Non credo che Di Lorenzo voglia andare via da Napoli, io credo che sia semplicemente esausto perché ancora una volta non ha un sostituto. Allora, Di Lorenzo è un ragazzo serio. Allora, io scherzando, perché poi Valerio, la possiamo dire, c'è stato un collega ha messo in giro questa voce che lui vuole andare alla Juventus, voce per quanto mi riguarda non confermata da nessuno. Così facciamo un po' di, non disinformazione, informazione. Tra l'altro uno di quelli che è più tifosi del Napoli, non capisco perché succedono queste cose, queste invidie, eccetera. Semplicemente, ragazzi, è un'annata dove sta pagando dazio proprio per tanti motivi, fisicamente, nel senso non fisicamente perché
è usurato, perché comunque non è un robot. Tra l'altro gli ha anche portato male, tutto nasce da quel Napoli al Madrid, con la conferenza stampa. Sì. Io credo che sia il primo a essere dispiaciuto, perché poi si sentì non solo onorato lui, insomma, poi vi ha detto quello che io ho detto, insomma, ho chiesto prima ai compagni, perché comunque c'era gente, non dico che meritava, che aveva più presenze, poteva avere, diciamo, più, non dico più legittimità di me, però poteva pensare delle pretese, dice io sto qui da più anni, ho più partite, cioè, quindi sicuramente un ragazzo molto responsabilizzato del ruolo che ha, che non è solo di un giocatore importante nello scacchiere tattico e tecnico della squadra, ma anche essere il capitano. Il capitano comunque è il primo uomo che si raffronta con, diciamo, la società, oltre chiaramente lo staff tecnico. Pensa per quanto riguarda situazioni di criticità o premi o anche... Ma infatti per questo è doppiamente stanco, secondo me, perché in una situazione societaria così caotica, dove succede un problema al giorno, lui è il primo che deve fare fronte. Io credo che Politano abbia la stessa non dico lo stesso peso in società, però più o meno stiamo lì con Di Lorenzo. Ma però se Politano viene tirato via da DL e non vuole protestare lui in prima persona con qualcuno, che chi dovrebbe essere il vicepresidente, non lo so, ovviamente lo deve dire al capitano, il capitano deve dire tu non ti ma che può fare così. Politano in quella situazione? E che deve fare? Appunto. Oggettivamente, Valerio, che può fare? Tra l'altro non è credo, abbiamo visto, io non l'avevo visto in diretta, stavo lavorando, poi ho detto ma che succede? Comunque tutti i siti lo riportavano. Non credo se l'aspettasse, no? Cioè, lui stava sereno, le domande e risposte di rito, nulla. Poi tra l'altro né di particolarmente velenoso, scabroso, tutto abbastanza normale, diciamo. Sai, ci possono essere delle situazioni, quello ti sta facendo una domanda su una tua questione personale, familiare, quello che comincia a dare fastidio e ti arrivano in soccorso, magari, però dici bene, ma guarda, i giocatori possono essere anche coinvolti per quanto riguarda le esigenze nel proprio tecnico dello spogliatoio, dei ritiri, no? Quello che serviva, questo era molto bravo il tanto criticato invece però figlio di Ancelotti si passò tutta un'estate a Castelvolturno per seguire dei lavori, per ammodernare e rendere il centro tecnico più vicino alle esigenze sia di Ancelotti che della squadra. Questo anche per quanto riguarda gli spogliatoi del Napoli, per quanto riguarda delle vasche che permettono, insomma, un recupero più... Ci sono tanti aspetti, ragazzi, ormai nello sport e nella società che ovviamente non vengono discussi, perché dobbiamo dire che non si gioca al Campton, che è grandissimo, e siamo appresso a queste cose qua. Quindi certi giocatori possono anche essere più preparati, non solo culturali, e anche più predisposti, nel senso come bravura al dialogo. Mertens non ha mai avuto i gradi di capitano, però essendo un ragazzo molto intelligente e brillante, che parla svariate lingue, non ne ha manco bisogno, è uomo di mondo, sicuramente qualche dritta più. Vedi come era bravo a capire le criticità umane di alcuni giocatori e intervenire e farli ambientare nel modo più sereno e veloce possibile all'interno della realtà napoletana, no? Ci sono tante cose al giorno d'oggi. Di Lorenzo, come dici tu, si sarà trovato con una montagna sulle spalle e più un anno dove comunque oggi sì, è stato preso in bucata su quel lato, non è che lo nascondiamo, più di una volta, e ha sofferto tanto, cioè, senza nessuna... Io quello che ho notato è che non si è sovrapposto mai oggi. No, ha sofferto, tranne il tiro di testa spettacolare, ben parato, sì. Si è sofferto tanto in difesa. Il primo tempo è stato meno timido, insomma, se l'abbiamo visto addirittura dentro l'area di rigore, e poi invece è scesa anche la prestazione in campo, nell'altra metà campo. Lo diciamo anche qui con serenità, non criminalizzando assolutamente il ragazzo, non bocciandolo, però uno deve valutare la partita di oggi, non 5 anni fa le ha vinte tutte. Guido, a proposito proprio della partita di oggi, salviamo la reazione al doppio svantaggio. Malissimo, questa cosa mi ha dato fastidio, che ho visto un Napoli alcune stagioni fa che prendeva un 1-2 in pochi minuti e poi a volte mollava. No, non mollava, diciamo, è tanto anche col Genova,
ti ricordi? Cioè, non parlo quest'anno, anche quest'anno comunque abbiamo preso. È stato un 1-2 in un paio di minuti, tremendo, tra l'altro un gol in contropiede, e invece poi è stato prima ordinato, poi si è piano piano ricalibrato mentalmente, ha cominciato a rimacinare il calcio, ha fatto anche un paio di belle azioni, nonostante è mancato totalmente Osimhen, totalmente, dobbiamo dire. Ha fatto un bellissimo gol, perché poi un'azione manovrata, bello è stato il loro, ma molto bello è stato il nostro, da Velolide, e ha chiuso bene il primo tempo, nonostante ripeto, un brutto inizio e quell'1-2 terrificante. Però il Barcellona è più forte, ragazzi. Cioè, non state presso è più forte proprio tecnicamente, cioè muovono la palla con una velocità, una precisione che noi ancora non abbiamo. Lo dobbiamo dire serenamente. Cioè, quando puntano, quando Cancelo ti punta, quando la Yamal ti punta, c'è quella tensione che ti stanno entrando. Quando lo stesso Kvara, che è un campioncino, puntava il Koundé, che il suo dirimpettaio, c'era sempre la sensazione, vabbè, mo ti hanno recuperato e deve succedere un fatto, un rimpallone. Cioè non avevamo mai quella stessa efficacia nell'entrare dentro, che tu dici ok, stiamo creando la superiorità numerica, adesso entriamo. Allora, la differenza è grossa. Ti dico una cosa, perché poi bisognerebbe, anche per una pura curiosità, no? Perché a un certo punto questo modello inglese ha incominciato a dominare sempre di più. Il modello inglese stava andando benissimo, tragedia dell'Esel, Guido era presente sugli spalti, si è salvato fortunatamente, oppure sfortunatamente per voi. E l'Inghilterra viene estromessa dalle coppe per anni. Tra l'altro il Milan del grande Sacchi ha vinto senza gli inglesi, attenzione. Quindi l'Inghilterra è proprio stata annientata e un arco temporale relativamente breve, se pensiamo e l'Italia piano piano diventa il padrone del mondo, perché portava 3 squadre, tutte e 3 nelle 3 finali, addirittura a vincere. Nella Coppa UEFA a volte abbiamo fatto finali con tutte e 2 le squadre italiane, c'era andato il ritorno, anche dal punto di vista economico le immagini sono 2 finali. Quindi noi eravamo i campioni, the king of il re dell'universo, e adesso perché hanno incominciato a riorganizzare tutto, non solo da un punto di vista della sicurezza. Allora Alex Ferguson non era sempre presente negli allenamenti, però era una presenza che tu vedevi per tutta la prima, la seconda, la terza squadra. Quando è venuto Rafa Benitez, che ha voluto cambiare anche certe vetrate, lui pretendeva che è stato purtroppo esonerato, che la squadra primavera si allenasse insieme alla squadra vicina alla squadra A e avesse lo stesso sistema di gioco, così quando inserisci una cosa abbastanza comune in Inghilterra, cooptata poi in Barcellona, quando tu inserisci un ragazzo della primavera non gioca 3-5-2 e tu giochi 4-4-3 no? E soprattutto tu vedi tutti questi campi, i ragazzi insieme, i ragazzi comunque sentono la presenza del primo mister di Klopp, vedono non troppo distante, anche se c'è un campo di differenza, vedere il campione che si sta allenando ti dà una forza, ti dà un'energia per poter arrivare. Io fra un anno arrivo lì, cioè io ci voglio arrivare, ci sono tanti piccoli particolari. Allora non è insolito che il Barcellona, quanti ragazzi in Barcellona e Real Madrid, nonostante comprino le stelle, i giocatori più forti, tutte queste squadre, perché è un sistema che vedi in inglese che comunque li ha portati in alto a recuperare terreno, a superarci e avere dei grandi vantaggi. Oggi ho visto i rigori, è un vantaggio avere quel tipo di stadio, l'Emirates, piuttosto che un altro, perché comunque tu la pressione la senti, tu senti allora ci sono tanti particolari e adesso, come io non amo le frasi fatte, tutti nodi vengono al pettine, però ragazzi sulle 2 partite non puoi sperare nel miracolo, sulla partita singola poi veramente ha beccato un Barcellona, una partita sfortunatissima, pali, traverse, noi Napoli-Perugia, l'autogol di Morero, ok. Ma sulle 2 partite la differenza di qualità la devi avvertire e si è avvertita con molta, di nuovo uso il termine, con molta serenità, cioè dobbiamo essere dispiaciuti chiaramente per la sconfitta e l'eliminazione, sereni perché analizziamo il calcio in maniera serena da Valerio e attenti, preoccupati se però continuiamo in questi errori societari, calcistici, anche di raccontare il calcio. Se invece invertiamo la rotta e servirà un percorso, possiamo essere un po' più fiduciosi.
Questa poi alla fine mi parlavi delle giovanili che guardano, e giustamente Giuliano dice: la cantera del Barcellona non ti fa innamorare, hanno fatto esordire l'ennesimo bambino ai quarti di CE, perché bambini sono, e alla prima che giocava da subentrato sembrava un veterano. Ora, altro che Gaetano, è anche generoso. Il signor Giuliano, che tra l'altro, come posso non amare il nome di mio nonno, il problema è che non è una scommessa, questa cosa è avvenuta, cioè noi ci meravigliamo per Donnarumma, e tra l'altro fu Sinisa a imporsi, no? Perché anche in società, tra l'altro vedi uno straniero, e che straniero ha compianto Sinisa, cioè uno che poteva avere anche tutti questi difetti di questo mondo, ma Sinisa era un leone coraggioso, fuori dentro. Però è un'attitudine che loro hanno. Quindi non è che dici siamo disperati, chiaro, tu cerchi sempre di mettere in campo la formazione migliore, no? Ma si è fatta questa narrativa che non aveva squadra, il centrocampo, anche Real Madrid con Napoli era con 8, quanti erano titolari assenti. Ma d'altronde Guido non è la prima volta che Barcellona lo fa, ci dimentichiamo Ansu Fati che anche lui era esordiva a 16 anni, cioè proprio fa parte della loro cultura, trovano un talento, lo crescono, lo buttano dentro e capiscono anche subito quanto effettivamente possa crescere. Senti, io voglio credere, visto che è stato citato dal signore, insomma ha fatto un commento anche articolato, dobbiamo credere, ma non perché siamo all'occhi e creduloni, diciamo, saremo casomai faziosi oppure persone malfidanti, sono brutte. Se Spalletti si è speso, detto, ragazzi, che Gaetano c'ha i colpi, non voglio dire campionato, da giocatore, anche lui deve fare un percorso. È vero, il calcio ogni tanto è bugie, ma le bugie che si dicono nel calcio si dicono per difendere la squadra, un allenatore, una situazione, cioè sono bugie bianche in buona fede, non sono bugie per pompare, vabbè, quelli saltati che si strappano le camicie nelle trasmissioni, ma quelli lasciamoli al loro percorso. Quindi è vero che il calcio ogni tanto è bugia, però ricordiamoci che è un certo tipo di menzogna, togliamo da questa paradigma, da questa equazione, cioè me li esaltati. Se Spalletti ha detto questo, lo disse, significa che l'ha guardato più volte, cioè noi lo vediamo in campo, quei 10, 15, 5 minuti che sono messi in campo, troppo poco. Allora, è vero che sta giocando nel Cagliari, cioè una squadra che è stata ultima, penultima, terzultima, eccetera. Però, per esempio, è andato a Cagliari e sta incominciando a incidere, non è andato a Cagliari a fare la passerella anonima, no? No, si è imposto come giocatore più importante. Non ha 16 anni, quindi in realtà è già tardi. Però noi non abbiamo questa attitudine, non abbiamo, cioè, sta difesa d'oltranza, evitando di citare anche i metri in campo di Meret e le offese ad oltranza di Meret. Io non so, non è per l'uno, non è per l'altro, perché trovo stolti i primi e volgari i secondi e non aiutano a nulla, per dire. Però alla fine noi siamo arrivati a Meret in scadenza e non abbiamo cavato il ragno dal buco, no? Ho detto, perché intanto Meret non ha più 20 anni, ha 25, credo, no? Non abbiamo quella cultura, l'abbiamo sempre detto, ma non parlo Valerio, se tu vuoi Gaetano devi difenderlo e devi creare le condizioni non solo societarie ma anche narrative del detto, attenzione che io se ho questi giocatori in campo devo accettare il fatto che qualche punto per strada lo perdo oggi, è successo anche Lautaro Martinez, ma me ne troverò molti domani. È il discorso del famoso De Zerbi se veniva a Napoli, tu devi accettare il fatto che De Zerbi ti farà perdere le partite 3-0 là, e poi dopo 2 domeniche ne vince 4-0. Il problema è che la gente per un eventuale errore di Juan Jesus gli offende tutta la famiglia fino alla terza generazione, ed è un giocatore esperto, figurati un ragazzino. Non c'è pazienza, non c'è capacità critica, non c'è capacità di voler neanche provare a capire. Detto, oggi Juan Jesus ha fatto un partitone. E il problema comunque non è Juan Jesus, perché Juan Jesus non è stato comprato per essere il titolare principe della squadra. In realtà, tu usavi questo il termine, no? Mario Rui sta ora performando. Teoricamente Juan Jesus quest'anno, per tutti i minuti, le pezze e colori che sta mettendo, sta performando, perché lui
il titolare del Napoli, è venuto a mancare il titolare del Napoli, quindi il problema non è Juan Jesus. Se uno volesse ragionare con più freddezza e per logica, dice Vili ha sbagliato, però tu l'anno scorso segnavi, eri sul 2-0, casomai non vedevi la sbavatura perché aveva vinto 2-1 oppure quel 2-0 ti faceva addormentare la partita. Quest'anno non segni, fai quell'errore, vai sotto, cambia molto. Poi invece di giocare 500 minuti, ne ha giocato 2500, aumentano le possibilità di errore, lui come altri, però ripeto, deve cambiare il sistema, non solo nel Napoli, ma non cambia, questo è, cioè, il sistema risulta triste e alimentato da una certa violenza. Noi nel Napoli, nel nostro piccolo, anche per una cultura che prima c'era, nel canale di Valerio, possiamo provare innanzitutto a fermare questa deriva come se fosse una diga, e piano piano a conquistare anime pie e a invertire la tendenza. Ci vorrà del tempo, ma ne abbiamo di tempo. Ne abbiamo tanto tempo. Ringrazio Dr. Varon. Saluti dallo Slash. Leggila questa cosa, questo è un altro falso mito. Questo proprio voglio proprio che rispondi tu. Napoli come Leicester, per quali aspetti, Valerio Guido? Grazie. Saluti dallo Slash. Questa cosa, no, ho detto. Allora, innanzitutto non puoi paragonare economicamente in realtà, perché l'Est nella sua Cenerentola, Favola, le Cenerentola è molto più ricco del Napoli. Ma proprio assai più ricco. Proprio ci compra svariate volte. Non puoi paragonare il campionato inglese. È chiaro che è una squadra piccolina. Il punto è che se tu guardi, Valerio, quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se tu guardi, Valerio, le precedenti 15 stagioni, il Leicester non ha fatto come punteggio il secondo punteggio della Serie A. Te lo aggiorno. Guardando una stagione in corso, cioè dalla stagione Donadoni esonerato Mazzarri ad oggi, il Napoli ha fatto 1099 punti e ha vinto un solo scudetto. L'Inter, che ne sta per vincere 3 con questo, ne ha fatti quindi 1099. L'Inter ne ha fatti 1059 e ne ha vinti 3. Il Milan ne ha fatti 1022 e ne ha vinti 2. Quindi il Napoli è stato costantemente, l'Est non ha fatto tutto, è stato anche in B, per dire, cioè è una realtà che è più ricca del Napoli, ma ha avuto meno continuità, ed è stato veramente un anno magico dove lì puoi dire si sono trovate tutte le squadre forti in un momento di ricambio, di usura e di debolezza, una stagione cavalcata sull'entusiasmo piano piano lì con mister Ranieri, ma è un unicum, e Napoli lo doveva vincere in un mondo perfetto con, diciamo, sbavature arbitrali minori anche prima. In realtà non è che il Napoli ha vinto uno scudetto, la domanda che si doveva fare: come mai ne ha vinti solo uno? Però economicamente è più forte il resto, calcisticamente è stato più forte e continua il Napoli, senza dubbio. Ok, se uno cancelliamo tutto, economicamente è una realtà più forte, perché anche il modo di dividere i premi, quelle della Premier, cioè non c'è proprio, non è paragonabile. I diritti TV, eccetera, è totalmente diverso, però calcisticamente il Napoli è stata dopo la Juventus, e non prendiamo una stagione fortunata o una sfortunata, ne stiamo prendendo 15 su tante. Più o meno tutte le squadre, e che chiaramente mi sembra che l'ultima della Premier, non dico che è ricca come diritti TV, però già loro hanno un sistema più equo, non è che dava tutto alle prime 3. Valentina, Vale, non so se si vedrà nell'analisi tattica, ma a sinistra Cancelo e Rafinha erano sempre liberi, come se scalassero tutti troppo a sinistra nostra. Impressione mia o qualcosa non ha funzionato? Guido, io ho visto Anghissà, specialmente nel primo tempo, in giro per il campo, e Lobotka cercare di apparare buchi su entrambe le fasce. È vera questa cosa, andando sulla partita di oggi e sul campo, ho sbagliato un po' troppo, mi sembra che ho sentito anche il mister dirlo, proprio era scontato. Abbiamo sbagliato un po' troppo delle scalate, abbiamo sbagliato che a volte abbiamo lasciato l'1 contro 1, anzi 1 contro 2, c'è da dire che comunque loro a volte sono stati molto bravi e rapidi nel cambio gioco, c'erano le due componenti, errori nostri e non affrontavi l'Ascoli, con tutto il rispetto per l'Ascoli, però è vero, tu pensa che Mario Rui ha sofferto
però si è trovato solo. È vero che Politano a volte è rientrato, ma anche lì. Quindi Traoré è sempre ripresa, però a tratti un po' disordinato, come è stato a corrente alternata Anghissà. Lobotka invece è stato a un certo punto del primo tempo di nuovo ha avuto questa attitudine di avanzare molto come nel pressing, poi credo che se lo sia richiamato Calzone per non rischiare di lasciare troppo scoperta la linea tra le linee. Però sì, il centrocampo, che è poi uno dei primi elementi che serve per tenere sia il pressing e tenere corta la squadra, ma la squadra è stata un po' strana perché ha avuto tratti di grande compattezza e ordine e tratti di disordine. Non puoi dire una partita pessima, è stato discontinuo, perché il Napoli, l'ho detto quando è arrivato il nuovo mister, è ancora in cura, e tra l'altro dobbiamo dire che il mister è molto onesto, cioè non ha promesso né la luna se non un massimo impegno. C'è solo un problema, Guido, l'ha scritto Fabio Versatile prima, ha anche lui detto 10 finali, quindi non c'è speranza. Allora siamo allora non c'è speranza proprio, non si cancella questa cosa e hai voglia di dirlo. Perché col fatto che ormai l'hanno detto tutti i colleghi, tu ormai abdichi, perché sennò è difficile essere l'unico, no? Sempre la battuta quando tu diventi il pollo al tavolo da poker. Che fai? Sono l'unico che no, oppure io dico 10 finali. Tra l'altro oggi non era una finale ma un ottavo di finale. Il Barcellona non auguro né di vincere né di perdere. Metti che viene eliminato, non prenderà nessuna coppa, no? Perché noi non abbiamo preso una coppa. Che finale è con l'Inter? Voglio capire che trofeo vinci. Se l'Inter si rilassa un attimo, tu vinci, ne vinci niente. Quindi, vabbè. Guido, un vocale di Francesco. Vabbè, questa sera siamo usciti dagli ottavi finali di Champions e dalla corsa al mondiale per club. Una partita che Guido ci ha già pronunciato. Guido disse nella scorsa live: spero di non prendere l'imbarcata non l'abbiamo presa, comunque un 3-1. Era comunque abbastanza difficile il primo tempo perché, come già detto sul gruppo Telegram, comunque noi abbiamo sempre subito 3 gol nei primi tempi contro il Barcellona, questa volta almeno 2, e quindi magari la partita è comunque fatta rimanere aperta. Rigore netto, però comunque io non mi sono neanche lamentato perché già si sapeva che non avrebbe dato, ma più che altro mi incavolo per quella che è stata la telecronaca italiana, che fa finta anche di non vedere niente, e a quel punto nei confronti di un Inter o di un Milan avrebbero letteralmente chiamato allo scandalo. Il fatto sta che alla DL dovrebbero dare un ban per entrare negli stadi e che non vedo prospettive della prossima stagione, sinceramente, con questa situazione. Speriamo bene. Francesco, fermi tutti. E che ti aspetti? Che le televisioni adesso difendono il Napoli? A questo punto dobbiamo essere completamente folli, e tu lo dici perché lo dici il ban poi successivo. E se De Laurentiis prima se la prende con DAZN, che poi se la stava pigliando con Baldari, che erano i tuoi, e poi se la prende con Sky perché deve parlare con Di Marzio, no, con Ugolini, e tira a quello e spinge adesso ha detto l'ultima è che con Mediaset voi siete sempre onesti, così, finché non lo farà anche con loro. Non possiamo aspettarci nessun trattamento che sia paritario con le altre che hanno anche più seguaci di noi a livello televisivo, e alcuni, perché li ho letti, che hanno scritto De Laurentiis ha fatto buono, Sky ci tratta male. Che speranza abbiamo? Ha fatto buono. Ha fatto buono. Nella vita troverai tantissimi, poi non so come da te lì a New York, tantissimi maleducati che i maleducati possono mai apprezzare, diciamo. No, non mi fa entrare in questo terreno, non perché non ci voglio entrare, nel senso che perché tu dici, Francesco dice perché era Mediaset, e però gli è arrivata evidentemente troppo tardi la cosa che adesso sono loro i paladini del Napoli. Ma attenzione, però allora, visto che mi hai portato dentro questo terreno, ti dico con serenamente la mia. Cioè, se una persona dice una parolaccia, non è che poi Guido Gentile si abbassa a livello, dice pure lui. Quello dice una parolaccia e io continuo a non dirlo. Chiaro? Quindi, mettiamo per assurdo che hanno sbagliato. Tinco, Pallino, Mediaset. No, dico, mettiamo per assunto le televisioni, DAZN, Sky. E tu a maggior ragione ancora di più alzi il tuo livello di qualità.
A me interessa zero, perché per questo io non voglio sentire niente, non voglio sentire, ma non sappiamo le motivazioni, non mi interessano, quella reazione non deve esistere. Tanti modi per rispondere, beffardo, ironico, ermetico, o filosofico, cioè nel senso, con le parole tu puoi giocare in tanti modi, no? Benitez con il ci può stare. Ecco, anche con le parolacce, cioè pure sottrarsi è sempre una sconfitta, chiaramente, tranne che non ci sia violenza, però è un'intervista, al massimo ti posso fare domande scortesi e tu puoi rispondere, cioè la battuta fulminante, togliendo il terreno sotto i piedi, anche una battuta scortese, una domanda scortese. Quindi io, le persone che non hanno fatto bene, no, perché tu non puoi abbassarti a quel livello. Se mettiamo pure il caso che uno c'è stato così, allora tu dai ancora più dimostrazione di forza con un atteggiamento ancora più alto come qualità. Questa però, attenzione, non è la regola di vita. Io non sono dogmatico, non sono ideologico, quindi per ogni cosa che dico non è, tranne i numeri, cioè i numeri che vi ho citato, quelli sono i punti che ha realizzato il Napoli in queste stagioni. Quelli è somma algebrica, cioè, quindi lì non si discute. Sulle opinioni, no, nel senso, io penso che non sia giusto, soprattutto se tu hai un obiettivo molto alto, no? Se l'obiettivo dice io voglio essere stabilmente nelle prime 8 in Europa, la prossima volta partecipare al mondiale per diventare una squadra, e quindi se squadra di conseguenza la squadra è figlia di una società, non è il contrario, quindi una società di fascia altissima da tutti i punti di vista, di immagine, di fatturato, e che ha una squadra che esprime valori tecnici, tattici, umani di alto livello, io alzo il livello, non lo abbasso. Però scusa, lo abbasso un attimo io, devo dire TVB a un amico non bellino, o non amico, magari lui è bellino. Complimenti per la Champions, dicevate vincevamo la Champions, complimenti per averci fatto andare al mondiale, domenica portatevi il pallottoliere a Milano, quindi non so nemmeno se è un tifoso quindi è tifoso juventino che dice portatevi il pallottoliere a Milano. Caro amico mio, tu sei capitato qua per caso perché non ci conosci proprio, io ti abbraccio perché evidentemente non hai chi ascoltare, così ci fa piacere che stai qua, però non servi e quindi andiamo avanti. E Guido, al di là del fatto che mancano... È vero che è bello vincere, però si chiama sport, non è né risultatista né de Coubertin, eccetera. No, vabbè, ma poi qua io non ho mai detto vinciamo la Champions, quindi non serve. Per questo dico non serve. Ritorniamo a uno sfondo più logico. La domanda di Fabio... Ci sono problemi intanto per quella società, addirittura di eredità, di finanza, eccetera, di agenzia delle entrate, insomma, mi preoccuperei molto se quindi... Veramente. Infatti questa è l'unica cosa che mi dà fastidio, è aver dato un aiuto economico che gli può risolvere delle cose. Domanda di Fabio era: siamo al 1 giugno 2024, cosa fare per evitare che l'effetto domino ci trascina ancora di più, per riprendere e dare un senso al futuro? Cosa fare il 1 giugno del 2024? Bella, una domanda semplice. Presentare con serenità, senza nessun accenno al passato, non devi né giustificare né spiegare, ormai il passato è passato, se tu impari dagli errori, qual è che è il nuovo organigramma, specificando quelle che sono le competenze, quindi un vicepresidente nuovo, mi spiace, non ho nulla contro il figlio, ma non ci può essere questa cosa che il vicepresidente non sia una figura che non è familiare, cioè è una duplicazione in meno, no, ma non in meno perché il figlio del presidente è inferiore, non funziona in nessuna società. Meruso, il nostro direttore sportivo, dice un direttore sportivo con pieni poteri, chiaramente lui sa che noi dobbiamo rispettare certi parametri di budget, ma quello è stato per tutti i direttori sportivi e non è anche qua sminuirlo, oppure diventa una figura diversa. Prima cosa, si parte da quello, un assetto societario sereno, presentandolo con garbo, con le nuove funzioni, contratti almeno di 3 anni, dove le persone possono, primo anno basi solide, il secondo anno perfezioni, il terzo anno lanci la sfida al campionato, specificando la stampa. Noi abbiamo adesso non più 5 anni perché i tempi si sono ristretti, 3 anni dove noi abbiamo questo obiettivo. Ormai comunque stiamo
in Serie A da tanti anni, anche se quest'anno arrivano settimo, ottavo, però diciamo l'anno peggiore, di solito siamo stati al massimo quinti, no? Questa è la prima. Poi questo organigramma, ma non il 30 giugno, il 14 luglio, come hai detto tu, finito il campionato. Questa cosa in realtà, se uno li ha contattati, potrebbero già studiare con la società, capire quali sono i giocatori. Non, attenzione, non andiamo presso queste frasi da Napoli, non è da Napoli, quei giocatori che hanno ancora le energie psicofisiche per poter dare qualcosa alla squadra. Uno può anche separarsi, no? A volte una separazione, Zidane andò via dalla Juve, la Juve prese Nedved, è continuato a vincere, eppure sembrava che è andato bene Zidane, che ha vinto anche la Champions, quel gol fantastico, per anni è stata la copertura, è andata bene la Juve, e cioè, non sono molto felice. Infatti si può vendere osi e ricostruire, per citare proprio l'amico che è venuto a insultarci, eccetera, no? Quindi attenzione, non andiamo appresso quelle persone, ha fatto perdere a Napoli milioni di Zelinski. Uno può anche dire è un serio professionista, però ormai gli manca quella scintilla per effettivamente essere, oltre che utile, incisivo. Ci può essere, come un giocatore può fare tutta la carriera, Kobe compianto nel Los Angeles Lakers, come un giocatore possono andare, li abbiamo avuti noi, no? Giordano, chi avrebbe mai potuto immaginare che da Lazio veniva a vincere uno scudetto a Napoli, Bruno Giordano, e allora non era più tifoso, amante romano, ha fatto bene, ha vinto uno scudetto fantastico, si capiva chi era, a volte che faceva l'assist, a volte lui a Maradona, a volte viceversa, no? Vedete? Questo è un passaggio importante dopo, capire quelli che sono giocatori, non i giocatori da Napoli, che hanno ancora la mentalità, le energie per rimanere, ma rimanere in modo potenzialmente incisivo. E chi non ce la fa più è anche giusto, ma in maniera più veloce possibile, trovare una situazione, perché il mercato non è sempre aperto, deve essere incisivo. Quest'anno non ha inciso, purtroppo. Logico. Guido, ci dice Raffaele, sai spiegarci cosa sta succedendo al Milan? Ho provato a informarmi, ma forse non ho competenze sufficienti per capire in modo chiaro. Allora, nel mio piccolo, perché insomma io tra l'altro non sono per nulla né esperto né fortunatamente ho scelto di fare l'antiriciclaggio, ci fu una puntata di Report che fu diciamo sfrugoliata per la primissima questione stadio, perché ci fu questa, quindi intanto io cito gli ottimi colleghi, uno tra l'altro è anche caro amico mio, perché non ci vedevano chiaro, e tra l'altro loro spesso intervistano uno dei massimi esperti di riciclaggio, quel signore, adesso non ricordo il nome, con i baffi, che è sempre molto pacato, molto calmo, molto educato e molto preciso, e anche a volte con un pizzico di ironia, ma un'ironia che non fa strapelare, però, che dice, insomma, ho fatto 35 visure, e lui aveva scoperto che non era vero quello che dicevano, stiamo parlando dell'epoca, dicevano no, stanno spendendo 350 milioni, poi nominarono il nuovo presidente Scaroni, stava ancora Maldini nell'organigramma del Milan. Allora, la questione Milan, non voglio eludere, è una questione che non è mai stata chiarita, perché c'è questa operazione molto strana, andando indietro nel tempo, di Berlusconi, dove viene quasi comprato il Milan, ma poi non è mai stato effettuato il closing, no, di quell'operazione, che poco più di 30 milioni venne preso dal primo fondo. Anche con quell'acquisizione, poi in base a quella richiesta di fare il nuovo stadio, Report fece tutta una serie di ricerche e si scoprì tra l'altro che i due proprietari erano due del Lussemburgo, che non sapevamo manco di esserlo, cioè. Quindi andando indietro nel tempo, quando Berlusconi pare, perché anche lì la situazione compianto Berlusconi non è chiara, l'ha venduto, poi in realtà quel cinese si è scoperto che non aveva miniere, bauxite, eccetera, non aveva manco una sede con un fax, cioè c'era un ufficio più grande Valerio di quanto l'avesse lui. No. Quindi Milan ha avuto vari passaggi, mi sembra ormai che sono state 3 acquisizioni, no? Il fondo, già mai del tutto chiarite. Quindi io non so dire chi sono, sinceramente non mi metto a studiare una cosa del genere perché già perdo tantissimo tempo nella vita, chi poi me li dà, insomma io devo pure vivere. È una situazione mai del tutto chiarita e io lascio a chi di dovere, che è molto più bravo di me e tra l'altro è pagato per farlo e lo fa anche bene, a chiarirla, perché poi non parliamo di qualche euro, stai a vedere, parliamo di milioni che non si è mai capito. Alla fine è anche giusto, cioè, tu puoi avere tutti i difetti di questo mondo De Laurentiis e ultimamente insomma con queste uscite non ci sta facendo
alzare proprio dalla gioia dalla sedia, però noi sappiamo che quello è il proprietario del Napoli, almeno questo, non nel bene e nel male, e non è un dettaglio da poco. Quindi la situazione, poi dice, ma come mai la domanda può essere questo, svegliati solo adesso? Ebbene, non dovete chiederlo a me, non sono, perché uno dice perché solo adesso e non prima, è vero, perché tra l'altro bisognerebbe andare veramente indietro nel tempo. A me l'operazione, e non voglio lanciarmi in fasi che potrebbero essere incaute, della vendita, la prima vendita, parlo di Berlusconi, è un'operazione che mai nessuno in Italia ci ha visto con chiarezza. Figurati dopo. E da lì si creano storie, si creano tifosi che non perdi più. Io, per rispondere una cosa in più, anche se non mi è stato chiesto, all'epoca fui contrario di questo passaggio da legge Malandri, non per le ragioni che dice De Laurentiis, e ancora adesso di questa confusione. Secondo me non ha senso che la Juventus, il Napoli e il Frosinone siano nella stessa lega, ma non per la cosa che dice De Laurentiis, perché è una società piccola, una città piccola, perché non può essere, vedi quello che è successo alla Juve, anche se poi l'hanno sanata e l'hanno detto, non è successo niente, che una società finanziaria competa con una società di capitale, che in realtà però azioni non sul mercato, sono tutte nelle mani di De Laurentiis, che è una società sportiva molto sana come il Frosinone, perché tu stai permettendo non solo grandezzi totalmente fuori scala, ma anche bilanci che hanno delle regole diverse, cioè alla Juve poi sono subentrati queste problematiche, nonostante c'è quel personaggio, dice poi c'è Osimhen, perché il bilancio della Juve sottostà a delle regole diverse rispetto a quello del Napoli, perché è una società quotata in borsa, non si dice mai, ed ha scelto di essere quotata in borsa. Quindi questa cosa è assurda, è come se io competessi in un campionato e Valerio potesse usare solo la mano sinistra con la destra legata a me dietro la schiena e io con tutte e due le mani, e il Frosinone nessuna delle due. Ho detto non è giusto, quindi e poi crei queste situazioni dove tu non sai chi sono i proprietari, i responsabili, così è un inguacchio incredibile a prescindere dai soldi. Allora si deve prendere una decisione: o facciamo veramente questa super papocchia lega dei grandi debiti che del Real Madrid e Barcellona che doveva passare, fate voi, non si capisce niente, o ci riportiamo sulla retta via, che non è, attenzione, voglio essere chiaro su questo passaggio, il Frosinone non ha diritto perché è una città piccola, una squadra piccola, però non è possibile che tu hai consentito a realtà che sono totalmente diverse, cioè una holding gigantesca come il gruppo Exol, dove la Juve insieme al gruppo Gelico, la Repubblica eccetera, è l'unica delle realtà in passivo, perché poi è particolarmente florida come realtà economica e industriale, quindi è piccolissima in questo satellite enorme, ed è una società quotata in borsa, compete nello stesso campionato, ma questo è perfettamente legale, cioè l'hai consentito, perché hai trasformato il calcio in un business e non più uno sport. Ecco perché poi questo famoso fair play finanziario, che è una bufala, non è mai stato approvato, lo stesso fair play, tu dici, la Juve c'ha sulla maglietta lo sponsor di una sua società, quando il Napoli aveva l'Acqualete. Quindi se tu ti metti a ragionare logicamente, quello che è diventato il calcio è un bordello incredibile, scusate il termine. È un guazzabuglio. Sì. Quindi che cosa sta succedendo al Milan? Azzerando tutto. È il frutto di tutta una serie di azioni e conseguenze che sono il frutto di una regolamentazione che rende possibile queste azioni e conseguenze, perché è possibile adesso avere società industriali che hanno squadre di calcio. Ho detto, è assurdo. Cioè, ma anche prima sì, c'erano industriali, Pellegrini, che compravano società ed erano i proprietari della squadra, attenzione, ma non erano società quotate in borsa. Poi ci sono società quotate in borsa e società non quotate in borsa. Di nuovo è perfettamente legale, non sei obbligato a essere quotato in borsa, però mi rendete conto che è una struttura assurda. Almeno io la vedo così, poi nessuno si frega niente perché e poi c'è Osimhen, il rigore, ecco perché il calcio è sempre più esercizio del potere. Cioè oggi l'NFL ti avrebbe detto non è rigore perché questo e questo e questo, e staremo tutti sereni, e invece c'è chi si avvelenerà, cioè l'alvino della situazione sbotterà stanotte. Qui non si frega niente, perché io vorrei vedere che cose migliori. Non migliorano sbottando, migliorano mettendo in essere delle azioni che effettivamente le fanno migliorare, perché altrimenti fai o il piagnone
o il cretino che c'è poi su Osimhen. Io non voglio essere né piagnone né cretino, però non vedo azioni che fanno migliorare la qualità del gioco. Nell'84-85 l'NFL ha messo le telecamere, siamo nel 2024 e stiamo ad esmosionare cose, cioè quando ci arriveremo a questa trasparenza, che non significa eliminare al 100% gli errori, ma quantomeno trasparenza, si vede che il calcio, essendo e non parliamo di una lega povera, l'NFL o l'NBA, parliamo di leghe ricchissime, ma diciamo sempre, la cosa triste è che diciamo sempre le stesse cose, poi De Laurentiis si lamenta e non fa nulla, fatti eleggere nel Consiglio federale, incomincia a entrare nella stanza dei bottoni e quando ti lamenti con maggiore potere contrattuale, primo passaggio, altrimenti fai fuori uno. Poi deve pigliare la gente per il collo perché c'è una deriva violenta. Guido, ci salutiamo con questo passaggio di Rinio, non lo so, 79, digressione cinematografica. Visto che Nolan ha vinto il suo primo Oscar per distacco, farà più fatica lui a mettere in piedi altri film di livello o ADL è un progetto credibile? Mi sembra un uomo molto freddo, Nolan, tra l'altro è sempre stato accusato dai detrattori, visto che è una domanda sul cinema, di essere freddo, poi diciamo che non essendo per alcuni questo uomo di sinistra, poi chi lo decide? In realtà è un regista che sta facendo uno studio sul tempo cinematografico estremamente raffinato, molto incentrato, un uomo di grande qualità. C'era prima una maledizione che quando vinci l'Oscar poi è finito la carriera diventi scadente, però a questo punto Emma Stone ha vinto un Oscar giovanissimo per La La Land e ti offre questa prestazione incredibile dove si mangia tutto il film, come ho detto nel mio video, per povere creature. Non ho molto timore, tra l'altro è abbastanza giovane Nolan, non ha 60 anni, per il futuro della carriera. Nolan, c'è questa voce perché lui ha sempre dichiarato la sua passione per i film di 007. Sarebbe una cosa carina che 007 venisse affidato per una trilogia, perché lui, e tra l'altro non so se è vera la voce, però vedi trilogia, cioè a lungo tempo, in 3 anni, la domanda, la trilogia che lui avrebbe, però un rumor, attenzione, di portarlo indietro del tempo, secondo me è un'idea geniale, cioè un modo per ridar vita a 07 e tornarli all'origine, quindi ambientato quando è stato inventato negli anni 50, quello letterario nella guerra fredda. Su De Laurentiis, non solo per una questione di età, 74 De Laurentiis, ma anche perché più ondivago, sarei più prudente, non dico preoccupato. Su Nolan sono più curioso di vedere il suo prossimo film, preoccupato zero. Scusa la risposta. Nolan è un regista grandioso, che ti fa innamorare del cinema. Amici bellini, visto che siete tantissimi ancora, è tardi, è notte, ma io devo andare a fare le cose mie. Guido Gentile piano sequenza ha postato il video, ma proprio l'ha fatto di notte, praticamente contemporaneamente agli Oscar. Sì, si vedeva anche dagli occhiali. Se ve l'avevo promesso, poi io ho avuto veramente un mese che è stato più duro di quello che immaginavo per i lavori. Giovedì speriamo di regalare agli amici Bellini, dovrebbe venire Nico e quindi fare a casa mia, se non ci sono imprevisti reciproci, no? Abbiamo preso questo appuntamento, penso faremo un doppio speciale su la comicità, l'ironia, la satira nel cinema. È un personaggio un po' surreale, ma è un vignettista, insomma, sarà carino regalarvi quest'altro piccolo contributo un po' insolito, però nella vita serve il buon umore e per noi tifosi napoletani in quest'anno serve parecchio buon umore. Non fatevi trascinare il cattivo umore, questa gente che gode per le sventure altrui, che modo triste di vivere la vita. Il vero amico non è Valerio chi è a fianco a te nel momento del bisogno. Questa è una frase tipica che si dice: il vero amico, Valerio, chi gode più di te dei tuoi successi. E con questo vi do la buonanotte. Mamma mia, Guido Gentile, bellissima, impazzisco assolutamente, che vabbè, proprio perle. Amici bellini, vi abbraccio, vi bacio. Mi ero dimenticato pure di mettere la cosa qua, l'abbiamo messa alla fine, non ha importanza. I like, quello che volete voi, fate voi. Io sono comunque fortunatissimo ad avervi tutti qui, nel bene e nel male.
ma poi alla fine il male è solo una partita di calcio, è un percorso. Leggevo questo messaggio qua, io capisco il percorso, però la Roma eliminò il Barcellona di Messi, l'anno scorso l'Inter, questo Barcellona, noi mai niente, e dobbiamo evidentemente ancora farlo, questa crescita, e ci sono delle piccole cose che vanno oltre il campo che secondo me hanno un peso, e questo è. L'orario del botto impazzisce secondo me perché qua è già partito un'ora solare, mentre qui quindi siamo a 5 ore di distanza in questo momento, ma devo assolutamente andare a mangiare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, la sigla. Fabio, io non penso che abbia presentato il ricorso, poi se lo fa facciamo un altro bel video. Volevo però dire questo, ho bustato là, no, è sempre lo stesso microfono, c'è qualcuno che continua a scrivermi che tengo un microfono che non va bene, un altro amico mi ha detto che devo usare il de-esser, però io mi riascolto e sento bene, non lo so, poi lo studio, fatemi sapere.